Amici e amiche di Insieme, buonasera, ben ritrovati, buonasera a tutti, nuova stagione 2010-2011 con Insieme e questo è il pubblico che stasera ci terrà compagnia e che vi rappresenta tutti, rappresenta i milioni di siciliani che ci seguono in Sicilia, nel resto d'Italia e nel mondo. Ancora grande applauso, viva Insieme, bentornati a tutti, grazie di cuore. E allora, noi stiamo per cominciare, il signor Litterio Scalisi è pronto un'artista strepitosa che si chiama Loredana Errore, va bene, e poi anche Andrea Barone, ma devo presentare il nucleo familiare stretto, quello che insieme coi tecnici poi compone veramente la grande famiglia di Insieme. Di questo nucleo familiare stretto fanno parte i componenti dell'angolo musicale che abbiamo voluto confermare perché l'anno scorso è stata una rivelazione in positivo. E allora cominciamo dalla voce che è stata riconfermata e si chiama Marilisa Pino. Buonasera Marilisa. Buonasera Salvo. E ben ritrovata Insieme. Invece mando un saluto al maestro Antonello Tonna che ha deciso, e noi rispettiamo la sua decisione perché è una decisione importante, di ritornare a girare per il mondo con le navi da crociera, lui che lo ha sempre fatto ottenendo grande successo, per cui ti saluto Antonello e ti auguro le migliori fortune e do il benvenuto in famiglia ad un grande tastierista, lo apprezzerete molto, si chiama Lucio Nicolosi. Ecco. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Lucio. E allora Natale Zennaro, sempre in regia con i nostri tecnici. Buonasera. Buonasera. Bacio Marilisa. Bacio. A te no, però ti chiedo subito perché sei il nuovo arrivato. Che emozione provi in questo momento, Lucio? A me intanto fa piacere veramente far parte della famiglia di Insieme. Spero non vi dispiaccia a nessuno, insomma. Guardate, non lo conoscete ancora, è assolutamente straordinario, per cui sentirete le prime note. Lucio Nicolosi, grazie. Grazie a tutti. E invece Marilisa ormai è di casa, quindi... Siamo qui. No, ecco, Marilisa l'abbiamo lasciata qui il 10 giugno. Sì, ho fatto le radici qui. Sì, del resto si chiama Pino, quindi abbiamo fatto la Ho fatto battuta, la applauso, battuta. l'avevamo provata prima, vabbè. Come va? Tutto bene, sono carica, pronta per una nuova stagione, Salvo. Assolutamente Insieme. sì. L'angolo musicale, Marilisa Pino e Lucio Nicolosi, grazie. Arriva su questo palcoscenico una bella ragazza bionda che si chiama Diletta Leotta, eccola! Buonasera Diletta! Buonasera a tutti, buonasera Salvo. Beh, devo dire che le donne di Insieme sono sempre molto belle, abbiamo rivisto Marilisa buonasera. E Diletta si gode di nuovo il vostro applauso. Grazie mille. Eccola qua, così avete conosciuto anche l'altra componente del nucleo familiare stretto, insomma io sono lo zio per tutti, le due nipotine e il cugino alla lontana che è Lucio. Questi sono i rapporti di parentela, diciamo, che instauriamo da stasera. Anche a te chiedo come va? Bene, quando sono a casa mia sempre bene, sono anche emozionatissima Salvo, anche se ho fatto il festival, adesso sono emozionata come se fosse la prima volta. Qualsiasi artista, anche quello più bravo in assoluto, quando entra su un palcoscenico deve avere anche solo un briciolo di emozione, vuol dire che è vivo, vuol dire che tiene a quello che fa, vuol dire che rispetta il pubblico, per cui brava, complimenti e buon lavoro. E quindi su Antenna Sicilia e su Blu, canale 926 di Sky, comincia la nuova stagione di Insieme. Io spero che sia all'altezza di quelle che sono le vostre aspettative, so che ci aspettate, che eravate proprio lì pronti a vederci anche in questa stagione numero 17, abbiamo cominciato l'11 di novembre del 1994 e ringraziando Dio siamo ancora qui con voi. Io non sono un animale, sono un essere che ama chi non c'è. Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria. Ti sgancio ma ci sei, voglia, tanta voglia dentro me, un respiro
Lucio Nicolosi, che debutta stasera con noi, e Marilisa Pino. Facciamo ancora un applauso al nostro angolo musicale che ci farà compagnia per tutta la stagione. Intanto diamo il bentornato a chi ha reso questa trasmissione ancora più popolare, ancora più amata. Io dico sempre che i nostri comici soprattutto sono il collante che ci tiene appunto legati alle vostre case, alle vostre famiglie, dovunque voi vi troviate nel mondo, perché sono i comici siciliani che portano la nostra cultura, la nostra simpatia anche dalle vostre parti. E lui è sicuramente tra i più amati, tra i più simpatici, tra quelli che hanno un seguito veramente incredibile in giro per il mondo. C'è una sua canzone che è stata per parecchie settimane al primo posto nelle hit internazionali, che è stata la più ascoltata nelle list di tutte le radio del mondo, che ha vinto dei Grammy Award in giro per il mondo. Questo è vero, ha detto un signore, chissà è vero. Si intitola A mia di Unni mi chiovi mi sciddica. E così vi auguriamo buon divertimento da insieme, il signor Litterio Scalisi. Vai! C'è chi piange e così pinna, c'è qualchiana soprantinna che ove si steva giù. C'è chi sbatte per il mutuo, che sorpassa fa cornuto, c'è chi è ricco e mirutuo. C'è chi va dallo psicologo, Ah sì? così penti e si fa monaco. Con protesta fa benzina, c'è così ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Tutti insieme! A mia, Vai! un mi chiovi mi scindica. A mia, mi rilassa la musica. Dici un proverbio a conte e faruppa, E poi? ci vanno mensu quega non ci cuppa e canto la mia. Un mi chiovi mi scindica. A gentilossa s'arrosica, sogno tranquillo e faccio una bella vita, sdraiato soli come una zazzamita e canto a mia, dove mi piove mi scivola, laila, laila, laila. C'è chi spara e poi si spara, così rompi ma sciddara e chi incrocca per lo stress. C'è quel tintubi che brilla, c'è invece ciaudito, chi si pettina col flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi che fa? e poi va dall'ortopedico. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Così tu fai la sapparca, che il telefonino spacca perché lei non lava più. Ma tanto a mia, tutti! A mia, Vai! un nemico mi scindica, leggero, scolazzo come una follira, e ma non ne sacchetti sempre leggi, mi sdraio soli e mi ammoppo mezzo chilo, sveglia mia. Tutti insieme! Un nemico Vai! mi scindica, Perché porta bene, vai! il vento sopra il grano mi dondola e sta pezzita di cocco poi mi lascia. Ma che me ne frega a me? Soffro da nicchia e canto tanto poi mi Tutti! passa via. Vai! Ai la ra 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 ra. La ra. Ai la ra 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 ra. La vita basta un amico e una chitarra. Il signor Litterio Scalisi! Grazie. Venga qui, Grazie. venga qui. Si goda l'applauso, Grazie. perché lo ripeto Grazie. ancora una volta, anche per ringraziare tutti i suoi colleghi,
È vero che ad Insieme arrivano fior di artisti e per questo ringrazio ancora la Tolomeo Spettacoli e ringrazio i tanti cantanti, i tanti attori nazionali e internazionali che scommettono su Insieme anche per promozionare i loro prodotti, i loro dischi, i loro film, i loro libri, però questi comici, questi attori di casa nostra, diciamolo francamente, arrivano più facilmente da voi, è vero o no? Non devono neanche bussare, entrano dalla porta principale, il signor Enrico Guarneri Litterio, vai, eccolo. Grazie. Allora, Signor La Rosa. sì, intanto come sta, Come sta? Sto bene. Perché non ci vediamo televisivamente parlando da qualche mese. Sì, da abbiamo qualche girato mese, anche per il era mondo. il mese di giugno. È stato in Australia Poi con siamo me. stati in Australia, abbiamo visto i canguri. Sì, vero. Creature, quando camminano, quando non saltano, fanno pena. Perché? Quindi ammetti nicchi davanti, non possono... Ma il canguro è fatto così, È fatto da per sempre. saltare, è fatto per C'ha questa saltare. coda enorme sulla quale si appoggia. Lei ha visto che il canguro si appoggia sulla coda perché sta comodo. È vero, si appoggia sopra la coda, non è che ha coda e basta, ci fa da cavallito. No, da cavallito. Non sto scherzando, perché Cioè, non potessi stare. Intanto c'avi i piedi di dietro che pare che hai i pinne. sì, perché sono molto grandi e sono Lunghi, molto larghi, lunghi, sì, è e vero. poi si appoggia sulla coda. È vero, e quando lui ha visto il canguro appoggiato sulla coda si è messo a ridere, si è si è divertito. fatto sta E poi una fotografia. cosa che devo dirvi è che lui non parla molto bene l'inglese, anzi diciamo che non lo parla proprio, e per tutti i 10-12 giorni che siamo stati in Australia ha parlato assolutamente in catanese e si è fatto capire. Però mi capivo, Sì. mi capivo. A un certo punto c'era un autista di un taxi, lui era indiano, era piuttosto arrabbiato, infatti poi ha fatto la cresta sul prezzo, insomma ci ha fatto anche un po' arrabbiare, ma noi lo abbiamo subito affrontato con E ti sicurezza. disse gioia, ma posso stare a casa? Esatto, così. E quello gli ha detto yes. Yes. E lui si è seduto. Quindi il signor Litterio Scalissi lo capiscono in tutto il mondo. Non c'è problema. Ma giuro, c'era questo signore che era proprio arrabbiatissimo. Vabbè, poi ne parleremo. Allora, signor La Rosa, vedo che è molto agitato lei. No, intanto ci devo dire che siamo un poco preoccupati al paese. Perché? Perché per due motivi, perché siccome intanto ci sono picche soldi. Piccasoldi ce n'è I dappertutto, comuni purtroppo. hanno sempre meno soldi È vero. e a me mi viene una pensata. Ah, sì? signora. Sì. Siccome stanno facendo un cimitero nuovo, io ci disse scusate, ti disse. col cimitero nuovo. Col cimitero, sì, scusate, stavano cominciando a fare i muri, ma sti muri, muri di cemento, dubbi Sì. tanti, alti 5 metri, ma sti gran muri, ma perché ce l'ha da fare? Dice, ma come senza muri, ma perché ce l'ha da fare? i muri? Perché? Scusa, chi dica su dentro sicuramente non può non escere. Chi dica su fuori non può non trasere. Scusa, risparmiamoceli questi soldi. ma io ancora che risparmiamoceli. Ma che c'è? Il muro di cinta si fa comunque. Ma perché Lo così capisco, alto, così lo capisco grosso? che le persone che sono defunte non possono più uscire e nessuno di noi vuole entrarci, però il ho muro capito. di cinta ci vuole. E poi siamo preoccupati perché hanno fatto una chiesa nuova al paese, la chiesa della Madonna Segreta. La Madonna segreta, Segreta. non la conosco, ma insomma... Madonna, sarà- mi sa che la cercamo questa chiesa. Lo sappiamo donne. La Madonna segreta, ovviamente, Ecco, sì, c'è un segreta signore che- che voleva fare partire l'applauso, forse Io per, non lo- per compassione. Però la sì. troveremo perché il paese è nico. Sì. E poi, signor La Rosa, se mi permette, è un momento questo veramente importante. Ma certo, è la prima puntata. Mi scusi, signor La Rosa, Sì. se sono un poco così in pieno orgasmo dell'eccitazione. Che veramente mi... Senta, ho capito che si può anche dire, ma non è Che il caso fra di dei dirlo. quali per quello che c'ho io... Fra dei quali che vuol dire? Fra dei quali per quello che mi perdoni, che sono un poco emozionato, Sì. che mi batte il cuore. Oh Madonna, stai morendo, non mi batte il cuore. Il cuore è Ah, di ecco, qua. vai. Se lei lo cerca qui non lo può trovare mai, esatto. Signor Il Rosa- cuore è centro-sinistra, non c'entra la politica, il centro-destra, non c'entra, è da questa Ho parte. capito, signor Sì, Rosa, sì. ci devo chiedere una cortesia, un favore, è una cosa di niente, che è una cosa che appena c'è guarda. lei si metterà a ridere. Lei lo sa che io la voglio così bene che insomma... Si metterà a ridere, signor Qualunque Rosa. favore mi chiede lei... Finalmente va su un terra un vecchio lordo che è tutto pulito, non si può quindi fare non questa cosa cerchi ancora. posti Ancora è sporchi. pulito perché è la prima puntata. È la prima puntata, sì. Signor La Rosa, Sì. udite, udite. Bene, udite. Signori tutti presenti, è una sciocchezza che ci devo domandare, una La cortesia. dica, non mi faccia stare così. Siccome stiamo facendo, la sto facendo io a Paesi, la prima televisione del mio paese, Ah, sì? che si chiamerà Telepaesi. Ma che bello, applauso Telepaesi. allora, applauso. Sì. Io di questo sono... E ci dovevo chiedere una cortesia a No, questo guardi, io proposito. sono veramente contento, tanto che le chiedo quando comincerete le trasmissioni. Eccolo là, eccolo, a più presto, perché c'è un qualche piccolo problema. Ah, sì? Che Perché c'è qualche piccolo problema che io ho comprato tutte cose. Ah, sì, ha comprato tutte Cattai cose. telecamere, allora, ho comprato 2 telecamere. 2 telecamere, Ho beh. comprato 4 microfoni. Sì. Ho comprato i cavetti, Sì, i sì, spini, sì. i presi, Sì. c'ho tutto, Sì, tutto.
Però, siccome c'è questa peluria di locali o paesi, scusi? c'è questa mancanza peluria di locali. No. No, come no? Sì, c'è una peluria di locale o paese. Come No. C'è! C'è questa penuria di locali, no peluria, quella è un'altra cosa, Questa- peluria. Ah, quello è... Lo pelocco, Questa penuria di locali. Vuol dire questa mancanza di locali. Non sappiamo di dove trasmettere. Ho capito. Non lo sappiamo. Allora, io prima avevo trovato un locale che praticamente è a Mannere. Dove, a scusi? Mannere. A Mannere di Melobè. Come si chiama, scusi? Melobè. Melobè? C'avevi pecore. E quindi? Un soprannome è Bè. Ah, e quindi si chiama Melobè. Melobè. Vabbè, d'accordo, Però, io che ormai la conosco di dentro e di fuori, ogni tanto arranco. però, signor La Rosa, lei capisce? Ma non può fare una televisione dentro una stalla, Ma mi perdoni, no, con è tutto il grande, rispetto. no, è uno stallone, è grande. Sì. Però il problema è, a parte come caccendera, Sì, tutto va questo, bene, va ma bene. quello non è neanche un problema. Il problema Sì. è che la sera si ritirano i pecore. Certo. La trasmissione non la dobbiamo fare di sera, possiamo fare la trasmissione che i pecore, che i cristiani ci pare l'intervallo. Dice, ma no, c'è sempre l'intervallo, tutto sempre secco per altrimenti non l'intervallo. vi seguono più. Pensano sempre all'intervallo e non vi seguono più. E allora, signor La Rosa, sì. al cospetto di questo meraviglioso pubblico, Straordinario? al cospetto di questa straordinaria cantante, di questo maestro, io stai più simpatico di chi, no? No, non è vero. Quello era antipatico. Ma quando mai? Il signor Tonna non era antipatico? Questo No, è Tonna simpatico. no. E allora No, chi? Guido Cannizzo. Ah, lei ce l'ha col maestro del festival, no? Milazzo. Arezzo. Arezzo. Ma che pagliazzo, questo Arezzo? Quello era antipatico. Non è Questo vero, era forse più arcigno, ma era bravissimo. Anche lui, questo è simpatico. Questo è un bel ragazzo, Sì, una cantante. sì. E di questa meravigliosa creatura. Sì? Ma non ne trova lei? Ma come dove le trovo? Ma sono Dove le seleziona lei? professioniste che fanno questo mestiere e noi le portiamo in trasmissione. Ma belle. Belle. Non so se è anche brava. Com'è brava? Credo proprio di sì. Adesso poi lo scopriremo strada facendo, ma credo che sia brava. Lo sì. scopriremo, noi siccome è bella ci abbattiamo sempre in mano, magari che gli da Va sbaglia, bene, che fa d'accordo. Sulla fiducia, va bene, sulla fiducia Diletta, va bene. Allora, Ce lo devo chiedere una cortesia, nella signor stalla Rosa. non si può fare. Non si può fare. Che cortesia vuole? Sì. Signora Rosa, Sì. ci devo chiedere una cortesia dopo che ci ho parlato di Melobè. Sì. Lei è una sciocchezza, lei si farà una risata. Ho capito, allora scusi, ho capito, va bene, ho capito. Lei ha bisogno di soldi. Qua ci sono 50 euro. No, veramente no. Comunque, visto che ormai ce l'avevi in di mano, ne dassi perché possono sempre servire queste. No, io glieli ho dati per la televisione. No, non è per questo. Ah, non è per... signora Allora Rosa. non ha bisogno di soldi? No, quelli sempre. Sempre, quelli va sempre. bene, sì. Ho comprato tutto, Sì. 16 kg di cambiale ormai. 16 kg di cambiale. 16 kg di cambiale. Sì. A proposito di firma, Sì. il suo nome, La Rosa. La Rosa, sì, così mi chiamo, lo sanno tutti. È lì, apostolo, H, A, No, scusi, apostolo, H, ma che è San A. Giovanni, San Marco, chi è? L'apostolo che si mette Ma sopra. che c'è dell'apostolo? L'apostrofo. No, L, apostrofo, H, A e poi Rosa oppure L, apostrofo, H, A, Rosa, tutta una... No, è facile. LA attaccato, la e poi staccato rosa. Senza H e senza Senza H e senza apostrofo. Che sbagliai la firma, fare così. Scusi, che ha detto? Scusi, non ho sentito No, che ha niente, detto. niente. Non ho sentito che ha detto. No, stavo ho pensando- sentito, ho sbagliato cosa? Ho sbagliato. Cosa ha sbagliato? Cioè, che siccome ci voglio fare l'invito quando c'è inaugurazione della televisione. allora ha sbagliato a scrivere il nome. Lo voglio scrivere No, correttamente. non lo deve scrivere la rosa, separato, Scrive sì, la- staccato. La rosa, cacca. Che c'è? No, niente. Signor La Rosa, Sì, mi ce lo chiedo, ma ora ci facciamo tutta una risata. Ma sì, Se per favore lei mi può prestare questo palcoscenico per quando io faccio i collegamenti con Telepaesi. Questo palcoscenico è occupato, scusi, questo palcoscenico è mio. Lei quando lo deve utilizzare? Dal lunedì al giovedì. Ma scusi, giusto dal lunedì al giovedì. E da che ora a che Dalle ora? 9 all'11:15. Ma ci siamo noi, non è possibile. Vabbè, noi siamo amici, lo Ma dice che sempre vuol dire? lei, signor Ma La Rosa. scusi, io come lascio questo pubblico senza insieme? Qui c'è insieme. No, siamo io, mi basta un angolino. Guarda, se viene tutto il paese, mi bastano i primi due fili. È tutto il paese qua. Mi basta un angolino. Guardi, le sto dicendo assolutamente no, non posso lasciare il mio pubblico, qui c'è insieme all'ABC, non può essere. No, ma lei così butta sulla strada 200 padri di famiglia, 200 lavoratori. Ma perché tutto il paese lavora con lei? No, assolutamente siamo due, io e mio cugino Alfio. Però ci ingrandiremo, assumeremo, faremo cose. Guardi, io sono per il lavoro per tutti, ma qui non la posso accontentare. No, non è Signora possibile. Rosa, la prego. Non è possibile. Signora Rosa, mi metto in ginocchio, come ce lo devo dire? Guardi, non insista perché non è possibile.
Ah, non insisto perché non è No. possibile. Io ci voglio, lei c'ha il teatro A, B, C, ma a C ma vuole dare sulla Ma mia che C. c'entra? Ah, non è che non le voglio dare la un C. pezzettino. Ma va, venga qui, venga Un qui. pezzettino me lo vuole dare, per favore. Senta, non mi faccia passare per cattivo. Non faccia il cattivo davanti Ma se dal al nostro lunedì al pubblico. giovedì ci siamo noi con Insieme, io non le posso dare nulla di questo Ma lei mi dà un teatro. pezzettino, un angolino, mi ritaglio uno spazio. La prego, non insista. Ah, non insiste? No. Ma lei che si crede di essere, eh? Lei cosa crede di essere Pippo Baudo? Cosa crede di essere Rocco e i suoi fratelli? Cosa crede di essere il Pachino Pattevrino a parte seconda? Cosa crede di essere lei? Senta, insomma, la vuole finire con queste corbellerie, basta. Ah, basta, va bene. Va bene, avete visto come cangia la faccia? Avete visto che mi casca di sorte? Sì. Non li- Si è confuso di fronte a 50 euro. Va bene, signora Guardi, Rosa. la prego veramente. Guardi che io ricorrerò al tollo, signora A che Rosa. cosa? Lei non sa chi sono io. No, io lo so, Litterio Scalisi. Ah, già, è vero, sa. Guardi, signora Rosa, che io mi spezzo ma non mi piego. No, no, guardi, il motto dice un'altra cosa. Io mi piego ma non mi spezzo. Guardi, con un motto non parla. Vabbè. Sante che lei c'ha un motto che parla. Io non ne ho molti che parlano, però si dice così. Va bene. Senta, la vuole finire con queste Io corbellerie? ti ho chiesto una Basta. cortesia a lei. Con queste scempiaggini la finisca, la prego. Va bene. A chi si rivolge lei? Io mi rivolgerò al tollo. Lei, signora Rosa, questa Senta, guardi, io forse ho capito a chi si rivolgerà lei. Che? Io, signora Rosa, se mi mette a piangere, moduna, No. io mi ammazzo. Boom! Mi ferisco gravemente con la prognosi riservata. Boom, dai. Mi ferisco senza prognosi. No. Non muccio con la lingua. Ma la vuole finire di insistere? Ma che cosa devo fare? Va bene, ho capito, va bene. Va bene, hai visto? Hai visto? Tu che impressione avevi di questo uomo? Hai visto che... Va bene, ricorrerò al tollo, basta. Senta, Io me ne andrò in alto, signora Rosa. io ho capito cosa lei vuole Io dire. non mi fermo. No, lei vuole dire che ricorrerà al TAR, No, al Tribunale tollo, al Amministrativo Regionale. No, poi. al tollo. Che cos'è il- www.tolomeo.com. Ah, ricorrerà a Tolomeo, al tollo. Io dico, Lei ma cos'è vedrà, il signora toll? Rosa. Lei vedrà. Allora me ne posso Se ne andare? può andare per ora. Scusate questo momento di sfogo. Va- Lei sentirà parlare di me. Sentirà bene, parlare di me. d'accordo. Ve lo lascio, ve lo lascio. Il signor toglietelo. Litterio Scalisi. Ve lo lascio. Che c'è? Ve lo faccio vedere io. Dov'è? Che c'è? Che c'è? Dove sta andando? Ma dove sta andando? Signor... Vabbè, insomma, fategli un applauso. Così, è impazzito. Vabbè. Vuole fare la televisione, hai capito, Diletta? Vuole fare la televisione, si è messo in testa di fare la televisione. Ma fateli sapere da parte mia che anche secondo me lui è bellissimo, diteglielo. Ah sì? Sì, perché Eh. ha fatto il complimento. Signor Litterio Scalisi, per me è bellissimo lei. C'è il signor Litterio ancora in collegamento? Signor Litterio? Mi sente Tornerà. ancora? Sì, tornerà. Si è perso nei meandri. Va bene, d'accordo, facciamogli un applauso. Il signor Litterio Scalisi. Allora, ci siamo. Vedremo se questa televisione partirà o meno. Io ho dei dubbi molto seri su quello che lui ha appena detto. Invece non ho dubbi sull'ospite. Che sì. C'è un signore su qua. No, per favore, non è possibile. Ragazzi, io devo fare la trasmissione. Voi no- Dov'è? L'ha visto signor Tolomeo? Dov'è? Impazzito. Signortolomeo.com. L'ha trovato. Ci posso baciare la mano? Ma che mi bacia la mano? Non te la voglio baciare. Ma non c'è bisogno di baciare la In mano. segno del grande rispetto che ho nei suoi confronti. Se Vabbè, mi baci la mano. Vabbè, lasciamo perdere. Senta, signor Tolomeo. Mi dica che c'è Litterio. Io ho un problema perché è importante e giusto che lei conosce le persone. Io siccome devo fare, non so se lei l'ha saputo già questa notizia che sta girando il mondo, che devo aprire un paese, telepaese, una televisione, non disprezzando la presente, che sarà il fiore all'occhiello. Beh. E ci avevo domandato al signor La Rosa se per cortesia mi dava uno spazio. Mi ha detto no, se ne vada, non dica coppellerie, mi ha detto. Ma è incredibile. Ha capito che è incredibile. Io non ci posso credere. Io mi stava dando i pugnandati. È E impossibile intanto l'ha fatto. che lei ha fatto una richiesta del genere. Noi non è che ci possiamo dare il teatro ABC, sempre per fare insieme. Ma allora è tutta una congiura contro di me, magari lei è d'accordo qui, no? Ma non sono d'accordo con nessuno, ma ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Ah sì, allora vi mettete 2 contro 1, anzi 3, perché lei fa per 2, tutte contro di me vi mettete. Ma nessuno è contro di lei, Litterio. Non alzi la voce con Ma me. chi sta alzando? Lei la deve voce? stare calmo. Ma io sono calmo, Litterio. Va bene,
A chi si vuole rivolgere per questa Sentirete cosa? parlare di me, mi rivolgerò in alto, in alto, in alto, in alto. Dopo di me, solo lassù si può rivolgere. A Paceterno. Ma a quale È padre lì che eterno? rivolge. Neanche manco al padre eterno. A si può- Berlusconi. mi rivolgo. Berlusconi non è il padre eterno. Sì, ma nel documento ci aveva scritto ci fece mettere io, nato a Betlemme, residente a Nazareth. Vedrà, vedrà. Ha sempre da ridire lei, sempre da ridere, signor Lettieri. Comunque non è possibile, non è Dai, possibile. la saluto. Un attimo che ho al telefono, chi è? Pippo, ti ho detto che non ti faccio presentare più niente, neanche la dichiarazione dei redditi. Peppo Baudo. Che così ci guarda Pippo Paolo. Va bene, sentirete parlare di me. C'è permesso? Non lo voglio neanche Vada. Arrivederci. Arrivederla. Pronto? Arrivederci. Sì. Vabbè, insomma, facciamo un applauso. Io non ci sto capendo più niente, io vi chiedo scusa. Sapete che le prime puntate sono sempre di rodaggio, però non mi aspettavo davvero che arrivasse qui il signor Litterio Scalisi con questa fisima della televisione. Telepaisi, vediamo dove andremo a parare. Vi dicevo prima, non sono sicuro di quello che lui vuole fare, sono sicuro però che dopo il prossimo stacco pubblicitario, lo dico anche a tutti coloro i quali e a tutte le ragazze che ci stanno seguendo in giro per il mondo, sono sicuro che dopo lo stacco pubblicitario dove ci porterà la nostra Diletta, c'è un ospite che voi aspettate, si chiama Loredana Errore. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. Entre el sol y la luna está tu corazón. Entre el sol y la luna está tu corazón. Está tu corazón. E siamo ritornati in onda sempre attraverso la musica del nostro angolo musicale, alle tastiere, al piano Lucio Nicolosi, alla voce Marilisa Pino, ma siamo arrivati dopo questo esordio, devo dire, scoppiettante del signor Litterio Scalisi, all'ospite, al primo grande ospite di questa nuova stagione, anzi più tardi parleremo poi degli ospiti per le prime 3 puntate, già lo sapete, domani avremo i Modà, che è un gruppo che sta andando veramente fortissimo in tutta Italia, i Modà insieme con Francesco Scimemi e con Massimo Spata, mentre invece dopodomani, dopo la finale del programma X Factor, che sarà domani sera su Rai 2, avremo il ritorno, proprio dopo questa pausa anche per la maternità, di Anna Tatangelo. Applauso, mercoledì 24, Anna Tatangelo qui ad Insieme. Poi lunedì Paolo Meneguzzi, quindi altro grande ospite, e tra un po' vi parlerò anche, a proposito di amici, di Valerio Scanu, che tra qualche giorno sarà ad Insieme. Quindi grandi ospiti, ma intanto sull'applauso ho il piacere veramente grande, perché ho imparato a conoscerla l'estate scorsa durante tante serate fatte insieme anche con la Tolomeo Spettacoli. Dicevo, ho il piacere di averla ospite qui perché si tratta di una ragazza veramente particolare, vera, con questa voce straordinaria, con questo carattere forte, con questa grinta strepitosa. È uscita da Amici numero 9 qualche mese fa e sta avendo un successo davvero importante. Il pezzo che ci canta si intitola Ti amo, Loredana Errore! Ma che piacere, Loredana Errore! Grazie. Posso dirti bentornata in Sicilia, Grazie. Grande applauso Grazie per Loredana ancora, E grazie con per questo invito. pubblico Grazie infinito. che la segue e che la guarda da tanto tempo. Grazie. Vieni con noi in salotto, Loredana, nella sedia centrale, grazie. Grazie. Allora, come va? Ma va bene, devo dire che sono molto contenta di essere in questa trasmissione perché in quanto comunque appartenente a questa meravigliosa terra qual è la Sicilia, io guardavo questo programma sempre da casa e quindi È vero? sì, ogni tanto lo seguivo sempre e quindi non mi immaginavo. Guardate che lei nel camerino ha ricordato al signor Litterio Scalisi, del quale non ho più notizie, quindi tra un po' lo cercheremo,
dicevo, ha ricordato al signor Litterio Scalisi una sua battuta. Sì. Una battuta su sua figlia Fiammetta, quindi Sì. vuol dire che ci segue. Del resto io l'ho capito quando ad un certo punto tuo padre, che è qui nelle prime file, cioè il signor Michele, lo salutiamo, è lì insieme con la mamma che si chiama Enza, buonasera, un bel giorno mi telefonò e mi disse: signor La Rosa, mia figlia sta facendo amici, e io gli ho detto: guardi, lo so perché sta andando molto bene, è una delle più brave in assoluto, si sta facendo onore con questa sua grinta, questo suo carattere molto forte. Dice: mi aiuti, dica d'Insieme se i siciliani votano per mia figlia. Io l'ho fatto e guarda che da qui ti abbiamo sostenuto con tutta la passione e tutto l'affetto di cui solo i siciliani sono capaci. Quindi... io dico che che mio padre se l'ha fatto, lui sa che io sono contraria a queste cose, tu lo sai, però se l'hai fatto. L'ha fatto. Fatti tuoi. No, però, ma guarda, perdonate i papà che fanno queste cose perché lo fanno solo perché vi vogliono bene. Però quindi... insomma che comunque ognuno scelga chi piace, chi vuole seguire e insomma viva la musica, insomma. Assolutamente. Brava Loredana. E da lì è cominciato tutto, Loredana, nel senso che è partita una carriera che ti sta dando sicuramente molte soddisfazioni, certamente. Ma sicuramente mi sta dando l'opportunità, si spera di proseguire questo cammino che è iniziato appunto con Amici ed è iniziato comunque in un bel momento. Io ringrazio, non dimentico mai da dove si parte, quindi per me è un onore aver partecipato a questa trasmissione ed è anche, diciamo, un buon auspicio perché comunque questa cosa possa continuare anche fuori la scuola di Amici, perché insomma Amici già protegge molto, benedice molto, diciamo, i giovani, quindi che ben venga tutto quello che può essere farina del proprio sacco, no? Assolutamente sì, e devo dire che in questo straordinario sacco artistico, tra virgolette, di farina e di farina buona ce n'è tanta. La tua città in Sicilia è Agrigento, no? Sì, Agrigento. Esatto, quindi salutiamo tutti gli agrigentini. Sui talent show c'era una domanda di Marilisa, poi c'era anche una di Diletta. Che volevi sapere, Marilisa? Sì, si parla molto di questi talent show, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. Tu che corresci da questo talent show, Amici, cosa ne pensi? Ma io penso semplicemente che quello che mi ha dato a me è stata una cosa molto positiva, sicuramente, però devo dire anche grazie al modo in cui ho visto questa esperienza, perché l'ho vista come una scuola, l'ho vista come un'opportunità di visibilità e grazie a Dio sono state diciamo, create e prodotte un EP, è stato prodotto anche da Biagio Antonacci e quindi c'è anche un seguito. Grazie mille. Lo ringraziamo Biagio, e su Biagio c'era credo una domanda anche di Diletta. È proprio a questa domanda che volevo farti. Tu, vabbè, innanzitutto col tuo talento sei riuscita a fare innamorare tutti gli italiani di te, anch'io mi sono innamorata di te, è una voce bellissima. Però sei riuscita anche a conquistare Biagio Antonacci, e com'è stato quando lui ti ha scritto quel brano? Cosa hai provato? Io stavo ancora dentro Amici e quindi è un bel giorno, anche a me venne data la notizia che c'era un brano inedito scritto da un cantautore, però non immaginavo fosse lui perché la sua voce nel provino quando l'ascoltai fu all'ultimo, quindi all'ultimo capii chi era l'autore, la sorpresa insomma. Bellissima, quella canzone l'amo. Salutiamo Biagio Antonacci che è amatissimo in Italia e anche all'estero. Natale Zennaro ha selezionato alcuni filmati, partiamo con il primo, vediamo cosa arriva dalla nostra regia, dovrebbe essere una scheda, eccola qui, che è D'Urso, che ti ha ospitato qualche tempo fa. E quindi ringraziamo anche Canale 5 e Barbara D'Urso. Ringraziamo anche chi ha scelto queste foto, insomma. Sì, sono foto molto particolari. C'è per esempio un filmato in cui hai qualche anno in meno, sei credo al Cantagiro, No, sono a scuola lì. Ah sì? No, c'è un filmato che ti faccio vedere adesso, che dovrebbe essere del Cantagiro. Guardate poi i cambiamenti che si fanno nel corso degli anni. Hai un look diverso anche adesso, mi pare, no? Hai cambiato il taglio di capelli o sbaglio? Sì, ho dato un'accorciata. Un'accorciata. Com'è con i capelli più corti? Bellissima. Grazie. No, perché sai, facendo questo mestiere io devo andare a curiosare anche per i forum, per i fan club, e in questi giorni ho visto e sentito tante cose bellissime su di te. Guardatela al Cantagiro di qualche anno fa, vai. Sentimento per come sto tirando a me il vento, vivo
tranquillità. Come mai, strana mi giudicherai, come mai accanto a me non volerai, come mai... Beh, insomma, era già grintosa allora, era già piena di energie. Torniamo per un attimo e poi chiudiamo questo argomento, parleremo del futuro perché c'è anche un disco in uscita, mi pare che... ti metti alle spalle? No, mi metto qui, hai ragione. Mi accomodo accanto all'errore. Venga. Ah, applauso per il signor La Rosa Casassetta. Ti ringrazio. Ogni tanto. Che Dio ti benedica. Ti ricordi il momento finale di Amici? Perché Sì. lo riproporremo tra qualche istante. Sai quando si Penso fa... che già l'avete No, fatto adesso lo vedere. vediamo tutto. The winner is. No, tu sei arrivata in finale con un'altra bravissima artista che è Emma. Sì. A quel punto che cosa pensavi? Voglio vincere? Sono quasi arrivata al finale? Speriamo che ce la faccia? Oppure hai pensato va bene così? Dove sono mi sta bene? Guardiamolo insieme. Vai Natale, poi sentiamo il suo commento. Dai, eccolo, audio. Vediamo chi ha vinto Amici, Carter. Però, Ecco. però me lo devi- Chiudiamo gli occhi, Chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Attenzione, avete sempre... Questo abbiamo seguito e rivediamo, era da un po' che non vedevo questo filmato a dire la verità, perché diciamo che è capitato dell'altro, invece diciamo che il passato viene ripescato, però naturalmente in una competizione se non hai quella voglia di vincere, cosa ti resta? Se un bambino non ha quella voglia di vincere, perché quando c'è quella competizione sana sei un bambino, no? Sei fuori da ogni... E quindi che ben venga, io sono contenta di quello che ho avuto, cioè la vittoria, cos'è una vittoria? Cioè cos'è una proclamazione? Non riesco a capire, non riesco a capire anche questo diciamo ripresentazione di questo momento, cioè come per dire mettere alla prova me, cioè, però io non ho nulla capito da dover, giustificare oppure da dover, aspetta, Sì. da dover giustificare oppure da dover, cioè per me Emma è una persona con cui ho condiviso un'esperienza, quindi se questo è quello che ti vuoi sentir dire, Esatto. è un'esperienza bella che a tutte e due ha portato due bellissime, comunque si spera tra virgolette, forse è troppo, però carriere, quindi che ben venga tutto quello che alla fine la vittoria è umana, la vittoria poi quella con se stessi è un'altra cosa. Brava Loredana, brava. Io volevo sentirti dire questo e farti capire che c'è tanto affetto nei tuoi confronti, hai vissuto una bellissima esperienza, l'hai vissuta con tutta te stessa e alla fine credo che i risultati stiano arrivando e a gennaio, mi dicevi, grosso modo dovrebbe arrivare il nuovo lavoro, il nuovo CD. Sì. Possiamo già anticipare qualche cosina? Beh, un'anticipazione, sicuramente ci sarà di nuovo Biagio Antonacci dentro questo progetto e poi man mano le cose verranno elaborate, insomma tutti quanti sapremo e tutti quanti acquisteremo questo CD. Bene, lo so. Senti, tu hai detto un'altra cosa e poi c'è un omaggio per te che arriva dalle persone che ti vogliono bene e che ti seguono. Tu hai detto che per te le persone che ti sono state vicine sono state importanti, la famiglia, i genitori, perché ti hanno permesso di fare quello che tu volevi fare, quello che tu avevi dentro e quindi li hai ringraziati più volte. Oggi Non è mai abbastanza, ci sono papà e veramente. mamma qui, non è mai abbastanza. No, Bello. non è mai abbastanza. Da una figlia è bellissimo, io parlo da genitore, sentirsi dire non è mai abbastanza quello che noi possiamo dire ai nostri genitori è molto bello, complimenti. C'è un filmato e poi finiamo in cui Michele e Denza arrivano da te, rivediamolo insieme. Eccolo qua, è pronto? Eccolo qui, vai. Lori. Sì, ma Bene, ti trovo. grazie mamma, ti piace in glicine? Bellissimo, bellissimo. Stai, se ne stava andando, facciamole un applauso. Loredana, dove vai? Io ti voglio qui con me perché arrivano dei fiori per te, vieni Diletta, vieni. Questi fiori sono i fiori che sono stati portati qui ad Insieme dai rappresentanti del fan club di Facebook. Grazie. Ce ne sono alcuni qui e quindi Grazie mille, grazie. Stai con noi, siediti Loredana, accomodati, vieni qua. Anche perché più tardi sentiremo anche
questo brano che ti ha portato molta fortuna e che ti rappresenta molto, che questa ragazza occhicello che ti ha permesso appunto di arrivare al tuo pubblico, però se ti va tra un pochettino io ti chiederò anche di andare al pianoforte. Con molto piacere. Perché insomma credo che col maestro Lucio Nicolosi riusciamo anche a fare qualcosa di particolare. Allora aspettami qui, sai perché? Perché tu lo conosci bene il signor Litterio Scalisi, mi hai detto che lo segui, lo seguivi anche da casa, io lo devo andare a cercare, dammi la carpetta, perché non so dove sia andato, vuole fare Telepaisi, vuole inventarsi una nuova televisione, poi l'ho visto scappare via, siccome mi serve perché deve intervenire, lo vado a cercare un attimo. Vi lascio qualche istante qui, fate compagnia alle mie ospiti e quindi anche all'angolo musicale. A tra poco, ci vediamo tra un istante, grazie, grazie, grazie. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti lascia verso il blu e respirare in alto mare come due uccelli da ammazzare piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Allora, aspetta un attimo che mi dai una marolina, Sarbo. Mettetela sopra che pigliamo sta misura. Un poco più in qua? Esatto. Scusa, lo mette un dito così lei. Io non gadrozzi se sizza, non è che è venuto. Un po' più alto, così. Allora, Sarbo, qua siamo 2,90 metri. 2,90 metri. 2,90 metri e dopo quant'era? Di più? Lasciaci lavorare, ragazzino. Ma quale ragazzino, lasciaci lavorare? Io ho 47 anni, quale ragazzino? Magari fossi ragazzino, senta. Che sta facendo? Guardi, io ero andato a cercarla, giustamente il regista ha mandato la pubblicità, non l'ho trovata da nessuna parte e la ritrovo sul palcoscenico che prende le misure con questo signore che non conosco nemmeno. Scusi, Salvo, lei chi è? Salvo, questo palcoscenico la maccalare di 50 scusi, Salvo centimetri. io sono Salvo. Ma che Oh santi Dio di amore, benedetto cuore di Gesù, io che t'amo sempre più. Ma che sta facendo le preghiere? Ma che c'è? Questa lettera, vedete di qui la firma. Ma come legga questa lettera e vede di chi è la firma? Scusi. Questi scaloni sono troppo assai, Sarbo. Questi segretini sono troppi. Queste a fare tutto il doppio facendo. Lei mi ha fatto questo. Lei mi ha fatto questo. Qua c'è a fare bello. Lei si è fatto fare una lettera addirittura dal mio dirigente superiore. Leggevo di qui la firma. L'ho letto di chi è la firma, è del mio editore, direttore. Ma certo che è autorizzato. Salvo, qua ci facciamo un muro, perché un maestro lo stiamo da banna, a cantante la portiamo a banna. Senta, ma che... Scusi, ma io divento pazzo. Natale Zennaro, ma tu non ne sapevi nulla. Senta, lei si è fatto fare una lettera di autorizzazione dal mio direttore editore. Leggevo qui la firma. L'ho letta di chi è la firma. Posso? Ma lei non ha coscienza. La mia coscienza è pulitissima, perché non l'ho mai usata. No, lei si deve passare una mano sulla coscienza. È pulita la mia coscienza, è senza ingegnata, nuova. Senta, va bene che lei ha una firma autorevole di fronte alla quale io mi devo tirare indietro, però mi perdoni, i permessi... Queste cose fanno schifo. Ma che fanno schifo? La nostra scenografia è bellissima. Qua ci mettiamo un bello filo zingato da fino a qua e ci mettiamo tutte le cose come quelle, tutte cose belle, che poi quando finiamo la televisione si apre e si chiude. La Margherita che fa un spogliarello, ma quale spogliarello? Ce lo facciamo fare dietro questa tenda, tutta così, va bene? Vedete, se fa tutto il spogliarello che si vede. Ma lei cosa sta scrivendo? Lascia stare, quello è uno che è pagato profumatamente da sottoscritto. E quanto lo paga? Lo so io quanto lo pago, non certo quanto mi pagate voi altri, da miseria di 41 euro al mese. Ma se non mi ha portato a 42 euro, va bene, faccio tremare tutto cosa. Ci possiamo pensare, senta. Sì. Guardi, lei mi ha portato la lettera di fronte alla quale io faccio un passo indietro, le faccio un'ultima domanda e poi faccia quello che vuole, ma lei i permessi ce li ha? Non ci provi con me, signora Rosa, non cerchi di mettermi i bastoni fra le rotule, non ci provi. I permessi
permessi ce l'ho, secondo lei ero così cretino che aprivo una televisione senza permessi? Ah, ce l'hai, ce l'ho! meno La prima cosa che ho chiesto sono stati i permessi, cioè il permesso di mia moglie. Ce l'ho detto e mi ha detto sì. Va bene che per un uomo il permesso della moglie è importante, ma non basta. Sia tranquillo. Sì, allora, sì, scusate. Buonasera. Ma perché a parlare qui, io ho da lavorare qua. Scusi, se signor Scali ci nuovo meglio, se Scali ci nuovo, tagliamo qua così. Scusate, signor Litterio Scalisi. Presente. C'è posta per lei. Ha visto? Che? Maria De Filippi Ma che che mi scrive c'entra che Maria mi De vogliono Filippi? ospite da una trasmissione nazionale. Ma Maria De Filippi è una grande, ma non c'entra. Maria De Filippi. No. De Filippi, Maria De No, Filippi. Vito De Filippo, Vito. Vabbè che io parlo un poco così, ma femmina è. No, Vito De Filippi. Vito Maria De Filippi, la moglie di Maurizio Costanzo Show. No, qua è Vito De Filippo del Tribunale di Catania, c'è un'ingiunzione per lei. Per l'acquisto di telecamere e microfoni, che lei non ha mai pagato. Non mi mento, non portiamo queste parole avanti, mai pagato, che lasciate a pagare, è un'altra cosa. E che differenza c'è, mi scusi? Mai pagati significa che uno non l'ha pagato e non c'è intenzione di pagarli. Io invece non li ho pagati, ma l'intenzione di pagarli c'è, l'intenzione c'è. E perché non paga, scusi? Perché momentaneamente mi trovo senza soldi, dalla nascita. E che vuol ma ora dire? appena mi ricopiglio vedrà che... Ma scusi, ma lei i soldi se li ha fatti prestare, che vuol dire, no? Mi scusi. Certo, mi fece prestare la finanziaria. A finanziaria mi prestavi i soldi. Perché non li paga, mi scusi? Perché tu ne sei io di prestare 1000, che se mi scrivevano per 2 anni, mi arrivavano sempre, fate prestare 10.000 euro, fate prestare 10.000 euro, fate prestare 10.000 euro. Comunque, mi hanno convinto e mi fece prestare. Guardi, a me non interessa, mi deve mettere una firma qua, che c'è l'ingiunzione. Ma io soldi non ho, io non posso pagare niente. Come non può pagare, scusi? Non ho i soldi io. Ma che vuol dire non le ha? Prima se le ha fatti prestare i soldi? Sì, 10.000. Che ne ha fatti? Mi mangiare chi femmine, va bene? Ma che significa? Perché mi piacciono i Vabbè, femmine. comunque, a me non interessa, guarda. Mi metto una firma qua, mi metto una firmettina qua che io me ne vado. Io non firmo, io non faccio fermare, che firmo io? Come non sa fermare? Ma lei mi viene qua a rompere l'uovo nel paniere. Io avevo un pannaro di uovo, io non mi sta rubando tutto. Senta, lei a me non mi interessa niente, mi deve mettere una firma qua e io me ne vado. Mi metto una firma. Io non firmo, io non faccio fermare. Io. Come non sa firmare? Non faccio fermare. Ma perché lei a scuola non ci ha dato? Sì, poi hanno che la maestra spiegava la firma, io non c'era che era malato, va bene? Ma che significa? Vai alle donzelle. Ma che significa? Io non so, scusi, non so dove aveva ma finire. lei, se non sa firmare, le cambiali, come le firma? Che cosa? Non ho capito, come? Scusi, lei le cambiali come le firma? Come? A nome del signor La Rosa! E ora sanno tutti! Ma che significa? Comunque a me non interessa, mi metto una firma. Mio. Senti, guarda, la prego, non insiste. Facciamo una cosa, sa portarsi a casa questa. Ora lei mi sta disturbando, sa portarsi a casa, parole mie d'onore, che vengo a casa sua e me la vengo a ritirare. Allora me ne vado. Se ne può andare tranquillo. Viene lei. Vengo io a casa sua, se ne può Vabbè, andare. arrivederci. Se ne va. Scusi. Scusi, che c'è? Se ne vuole ir lei. Ma lei a casa mia come viene? Come viene? Con l'autobus. No, dico, lei come viene? Come Con l'autobus funzionano ancora. Non ha capito, lei... Fanno 100.000 euro di debiti omessi, però funziona. Ma che significa? Dico, ma come che funziona? Voglio sapere, non ha capito, lei non ha capito. Dico, voglio sapere, lei, a casa mia, come lo sa dove è casa mia? L'indirizzo, come lo sa? Io c'ho il navigatore, mi metto a Cuspinotto e c'ho il navigatore. Sì, ma c'è il navigatore, ma se non sa l'indirizzo come mi trova? Ci metto postino stronzo e mi portano lei. Ma come si permette? Come mi permetto? Ma come si permette? Mi vuole dare coppa? Guarda, per cortesia. Mi vuole dare coppa? Ma che dici? Mi dassi coppa, che vado nei carabinieri. Mi vuole dare un colpo di casco, guarda, mi sta minacciando con casco. Ma io non ho fatto Mi sta minacciando con niente. casco. Non ho fatto Io niente. vado nei carabinieri, ci faccio passare i guai a lei. Ma io non sto facendo niente, senta, lei mi deve mettere una firma. Le sto dicendo, sa portarsi a casa che poi me lo venga a prendere io. Mi venga incontro. Io a lei ci venisse incontro con un camion quando lei è a piedi. Ma lei sta continuando. Ma lei mi insulta. Ma io non lei... Che cosa vuole fare? Guardi che lei non si deve permettere, io sono un pubblico ufficiale, lo sa? Io ero amico suo una volta, guardi che questa è una potenza, no? Guardi, io me ne vado, ma io non la mollo, se ne vada. Questa cosa non finisce Se ne qua, vada. continua, io la rovino! Ma che sta io dicendo? la rovino! Ma la si io la rovino! Ma guarda, io vaffanculo! Va bene, va! Oh! Signor Litterio, ma lei è impazzito Adesso stasera. funziona, questa cosa funziona. Stagione nuova, Litterio furioso, ma che vuol dire? Scusi. I misure ti pigliaste tutte? Sì. Benissimo. Facciamo a fare sto muro, non lo Ma scordare. che devi fare, Il ferro il muro? falato deve essere alto 4 metri, il ferro falato, e ci mettiamo questa cosa. Va bene, tutto a posto, te ne puoi andare. Grazie Sardo, grazie. Vabbè, facciamo Grazie. un applauso a Salvo. Ha finito? Scusi, ha finito? Ho finito. Ma
Che intenzioni ha, mi perdoni? Signora Rosa, lei ha visto? Io ho carta bianca. Ho visto che ha carta bianca. Lei ha visto che ho carta bianca, sì. per ora solo ammonito lei. Sì. Non mi disturbi perché lo espello. Vabbè. C'è messa l'attenzione del dottor Sardo. Sì, lo so, la firma è importantissima, è il nostro direttore editore che non pensavo potesse darle neanche udienza. Lei vuole fare Telepaesi? Devo fare Telepaesi qua. Vabbè. E partirò dalla prossima puntata. Vabbè, d'accordo. Il signor Litterio Scalisi. Intanto si accomodi, venga qui, stia calmo accanto a me. Vai, saluti. Un caro saluto a Giuseppe Lipari, un bambino di 8 anni di Francofonte che ha subito un intervento chirurgico molto delicato, e alla sua mamma Anna Lia che lo assiste con amore solo come le mamme sanno fare. Allora Giuseppe, auguri e riprenditi presto. Ci vuole un applauso non solo per Giuseppe qui, ma lasciatemelo dire anche per le mamme e più in generale per le donne che, come io dico sempre, nei momenti più difficili e non solo sono migliori dell'uomo, quindi diciamolo, noi uomini, le donne ce la fanno troppo forte, signor Litterio, soprattutto nei momenti di difficoltà. E poi una donna che cade riesce sempre a rialzarsi, un uomo che cade fa più fatica. Leggete una poesia bellissima di Jack Folla che si intitola Donne in rinascita e capirete che quello che vi sto dicendo è vero. Quindi auguri a mamma Anna e a suo figlio Giuseppe di una pronta guarigione. Grazie, saluti ancora. Salutiamo ancora tutti gli autisti soccorritori del 118 Sicilia. Il saluto ce lo chiede Enzo Tramuta e noi lo mandiamo volentieri estendendolo a tutto il personale del 118. Grazie per quello che fate ogni giorno per il prossimo. Grazie ai soccorritori del 118 e a tutti i volontari in generale della protezione civile, del pronto soccorso e quant'altro. Questo lo facciamo col signor Litterio Scalisi, Giovanni Cavallaro del Massachusetts, che ci segue dagli Stati Uniti, e io saluto anche Lorenzo Randisi che è stato affettuosissimo con me, Gilberto ci ha accompagnato dal New Jersey a New York. Vai! Un grande e affettuoso saluto ai siciliani che vivono in Argentina e in modo particolare a tutti i siciliani appartenenti alla FESISUR, Federazione di Associazioni Siciliane di Buenos Aires e Sud della Repubblica Argentina, di cui è presidente il signor Carmelo Pintabona. Applauso a tutti i siciliani che vivono in Argentina, coordinati dal signor Pintabona. Si prepari perché dovremo andare anche da quelle parti. Poi... Adesso facciamo auguri di buon compleanno a Giulia Macaluso. Auguri Giulia. Auguri Giulia, poi andiamo avanti. Lucia Santoro invece è una donna catanese che vive in Germania da 28 anni e dice: insieme mi fa sentire più vicina alla mia gente. Ciao faciti, ciao forte. Grazie Lucia. Poi un saluto speciale a chi? Al signor Orazio Cosentino che vive ad Asola, provincia di Mantova. Il saluto ci è stato chiesto dal figlio. Bene, poi salutiamo Pina Dara. Pino Dara, chiedo scusa, e tutta la comunità siciliana che vive a Parigi, città bellissima. E poi andiamo avanti. E poi tanti saluti da Genova, dalla famiglia Notaro Russelli, ai parenti che vivono a Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. È un paese che abbiamo visitato con il nostro spettacolo. Poi... E poi un abbraccio speciale lo mandiamo a Gabriella Garagozzo. Allora, Gabriella Garagozzo è una nostra straordinaria telespettatrice che scrive tantissime mail, che dialoga con noi attraverso Facebook. Mi ha paragonato la volta scorsa ad una rosa blu. Gabriella, seguici sempre e quando puoi vienici a trovare perché ti aspettiamo per un abbraccio e intanto ti dedichiamo un applauso speciale. Gabriella Garagozzo, grazie. Poi... Ultimo saluto. In chiusura, ultimo, dai. Giovanni Corrao da San Liu negli Stati Uniti manda un affettuoso saluto al fratello Giuseppe e alla cognata Antonina che vivono a Castelvetrano in provincia di Trapani. Bene, ancora un applauso, un saluto per Rosina e Michele che dalla Francia salutano le sorelle Maria e tutti i nipoti che vivono a Priolo e i parenti a Val Guarnera, e poi un ultimo saluto e chiudiamo a Giovanni Gabriele, ristoratore e grande chef, anche lui vive a St. Louis. Sì, esatto, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti e lui saluta le sorelle Ina, Rosalba e Concetta che vivono a Palermo. Questo signore ha cucinato per Clinton, per Al Gore e per Paul McCartney. Viva i siciliani nel mondo, grazie. Poi c'è una signora, e poi ripartiamo dallo spettacolo, la signora Carmela Mirenda di Bronte che ha compiuto il 6 novembre scorso 100 anni. Signora Carmela, cu salute, auguri. Va bene. Auguri.
Sta tornando Loredana Errore, ma intanto un po' di voci, un po' di imitazioni da un grande campione siciliano di questa categoria artistica. Lo applaudiamo tutti insieme, si chiama Andrea Barone, eccolo che arriva. Buonasera Andrea, bentornata insieme. Allora, facciamo un po' di voci, dai, perché poi sentiamo la voce autentica, quella di Loredana Errore tra un istante, dai. Allora, io ho pensato di fare delle voci particolari, perché poi sai, questo teatro mi sembra il teatro Ariston, è bellissimo, è straordinario. Sì, è vero. E per questo motivo mi è venuto in mente di fare una sorta di Sanremo. Perché si sta parlando, chi presentava Sanremo, Conti, poi hanno detto da Clerici di nuovo, e poi siamo arrivati a un mio amico, io sono contento, che è Gianni Morandi, che verrà dopo il Festival di Sanremo, quindi lo aspettiamo qui ad Insieme, dopo il Festival di Sanremo, sì. Però io, vedi, loro già hanno fatto una cosa particolare, non lo presenterà Morandi, lo presenterà questo signore qua, guarda. Lo presenterà lui perché... Ah, ho capito. Morandi è straordinario, però hanno deciso di farlo presentare a questo signore qua. Vai Salvo, manda per capire chi è sto signore qua, dai. No, perché buonasera a tutti, benvenuti, sono felice di trovarmi con voi meravigliosi come sempre. Siete fantastici. Purtroppo temevo che fosse lui, sì. No, siete fantastici, caro Salvo la sposa. Sono felice di trovare. No, io sono già sposato, mi chiamo Salvo la Rosa, poi semmai sarei lo sposo, non la sposa. Salvo la Rossa, sì. Salvo la Rossa. No, rossa, io sono poi anche scuro, Salvo la Rosa, punto. Vabbè, come dice lei, sono felice, ho visto prima c'era Loredana Lecciso qui. No, errore. No, non ho sbagliato. No, ha sbagliato, come no? Questo è una cantante, un artista sera, lasci perdere. Loredana... No, errore. Non ho fatto un errore. No, vabbè, vada avanti, la prego. Vabbè, sì. ma Citterio meraviglioso. No, che Citterio, non è un salume. Un politico siciliano fantastico, carissimo amico. Litterio si chiama, no Citterio. E tu sei meravigliosa, stupenda, la carissima Mara Venier. Ma che Mara Venier? Fosse così Mara Venier sarebbe felice, anche perché è molto più giovane di Mara Venier, per cortesia. Vabbè, andiamo avanti perché mi ha fatto confondere, figlio mio. Vabbè, facciamo una cosa. Allora, siccome siamo al Festival della Canzone Italiana, siccome siamo al Festival di Sanremo, e sono felice di trovarmi qui a Catania, la più bella città della Lombardia, complimenti. Ma che Lombardia? Catania è dall'altra parte, in Sicilia si trova Catania, che c'è? Ho visitato oggi via Apnea. Via Etnea, la via principale, la conoscono tutti, per favore. Piazza Testicolo. Piazza Stesicoro, che... non mi faccia dire cose strane, dai, collega. Scusami, vabbè, facciamo una cosa, facciamo sto festival. Facciamo sto festival. Facciamo cantare loro perché sono straordinari. Questo è il miglior pubblico del mondo, d'Italia, di tutto l'universo. Fanno il coro, sono i migliori per far coro. Vabbè, speriamo bene. Allora, facciamo un omaggio a una canzone straordinaria di un cantante pugliese che io adoro tantissimo. Ci canta la canzone Polare. Polare? Così Circolo polare artico, che cosa? Freddo polare? No, mi hanno detto, sto cantante canta Polare. Come si chiama il cantante? Modugno. Allora è volare, nel blu dipinto di blu. Vabbè, perdonato. E loro Domenico ci fanno Modugno. lavoro, vai. Prego, vai. Va bene, grazie maestro, via. Metta la parrucchetta qui perché se no non posso fare Modugno. Andiamo con volare, via maestro. Se parte la base sono felice di questa cosa perché è una cosa meravigliosa. È stupenda, però quando non parte la base, carissimo. E oggi perché... c'è Salvo Arnaud che ha qualche problema, però facciamo un applauso ai nostri tecnici. C'è la prima puntata e rimettere in moto questa grande macchina. Ci siamo, Salvo? Ecco. Ci siamo. No, perché poi voglio dire, gli uomini devono sempre avere a che fare con le macchine e le macchine sbagliano più degli uomini. Passe, vai. Grazie maestro, vai. Mille baci. È uguale, sono i tuoi quelli, identici, mettila, sono uguali. Voi mi fate da coro, però mi raccomando, prima puntata, coro serio. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciava a volare nel cielo infinito. Volare
Ammazzo. Cantare. Bravi. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Ma bravo, fatevi un applauso. Ma bella sta cosa, no? Perché poi l'applauso è bello quando arriva. Vero caro Luca? Meravigliosi, sono fantastici, sono straordinari questi amici lombardi che sono qui a Catania, questa meravigliosa città della Lombardia. Sono felice di trovarmi con voi. Seconda canzone di questo Festival di Sanremo. Un cantante meraviglioso napoletano, verace, ballerino, attore che canta delle... A proposito, forse è meglio invitare Iervolino. Perché è napoletano? Il sindaco di Napoli che presenta sto cantante. Facciamola presentare, non mi metta nei guai coi politici. Assolutamente no, io sono... Buonasera signora Iervolino. Sono molto felice di trovarmi con voi in una serata dedicata alla canzone, alla musica italiana. Devo dire che tutti dicono che non sono una bella donna. Non c'ho una bella voce. Beh, insomma, forse è vero. Però non sono l'unica tra le donne politiche del centro-sinistra. Lei lo sa perché la mia collega Rosy Bindi viene da tutti noi affettuosamente chiamata Gatto Silvestro? Per la verità no, e vorrei non saperlo, però me lo spieghi. Glielo dico io. La chiamiamo Gatto Silvestro perché sono 40 anni che cerca di prendere un uccellino e non c'è riuscita. Beh, va bene, d'accordo. Vabbè. L'unico che riesce a farla stare bene è un cantante italiano, napoletano, verace della mia meravigliosa città, che in questo caso dedica alla mia collega una canzone, regalandole delle rose. Questa sera delle rose rosse. Prego. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te e ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Beh, per la musica italiana però, Meno male che alla fine sono arrivati i cantanti, perché abbiamo cominciato malissimo col presentatore. Me lo fai tornare un attimo, giurato? Sì. Ma certamente, benissimo, metto sto... Sì, scusate, mi vengono queste idee all'improvviso. Luca, vorrei che salutassi tu prima di richiamare l'ospite. Che devo salutare? No, dico tutto bene, ti senti bene? Mi sì. sento benissimo, sono felice di trovarmi con voi in questa meravigliosa serata, questo spettacolo televisivo. Ho sentito che lui deve fare pure la televisione, se vuole vengo pure io a presentare il suo telegiornale. Guardi, lei sarebbe perfetto per il suo telegiornale, credo proprio che stareste molto bene insieme tutti e due. Meno male, dai, meno male. Bene, allora ma sono troppo felice di trovarmi con te, carissimo, salvo la prosa. No, che prosa? Io leggo molto la prosa italiana, ma è facile, guarda, è un fiore, con le spine, lo stelo, le foglie, la regina dei fiori, il fiore, la rosa. Chi è la regina dei fiori? No, il fiore. Ah, mi sembra, no, perché io sono il principino, insomma, vabbè.
il signor Andrea Barone, Grazie, grazie. carissimo, Vieni, grazie. vieni Andrea. Sì, senta signor Litterio, io però poi vedrò quello che succederà la prossima volta con la sua televisione. Solo una notizia, visto che ci rivediamo dopo tanto tempo, poi vedremo che lei avrà una scenetta per il nostro pubblico. Vorrei sapere in quest'estate lei cosa ha fatto, ci sono stati particolari movimenti, ha fatto qualcosa di speciale? No, ho scritto delle poesie. To. Che? To. Ho scritto... To. To. No. Ho scritto delle poesie, sì. Piano piano, Sì, che piano, roba certo. si fabbricava tutta una volta. Certo. Piano. Ho scritto delle belle poesie che quanto prima, se lei mi darà il permesso, io ci avrò il piacere. Ma come no? E l'onore di recitarici. Quindi lei vorrà fare dei momenti, un momento onirico? Che? Onirico? Che vuol dire onirico? Onirico? No! Enighi? No, onirico, un momento poetico, lirico. Sì, momento poetico. Va bene? Questo me lo dirà lei quando io Sì. avrò questa fortuna di recitare. Poi abbiamo lavorato. Sì. Abbiamo lavorato. Siamo stati in Australia. È vero, sì. Puttana da No, miseria. perché? Che c'entra? È stato un momento bellissimo, Ma una in grande Australia esperienza. non ci può andare. Ma signor. perché? 18 ore assettato. Di più. 18 ore fermo. Anche 22, guardi, lei... 18 ore è contro i diritti umani, signora Rosa, è di Amnesty International. Mi unghiare i piedi tanti. Cioè le scarpe si slacciarono perché i piedi, tanto unghiaro che slacciare le scarpe. È vero. 22 ore di aereo più anche delle pause, insomma, delle E poi soste. ti fanno sempre mangiare. Sì. E per farti distrarre. Sì? C'è il mappamondo con l'aereo dove tu sei, che è disegnato. È vero. E tu ti vedi un film che dura 2 ore e mezzo, finisce il film, io solo, ma l'aereo ancora da siamo sempre sopra il Perché c'è la rotta che viene indicata appunto dal computer. È lontanissimo. È lontanissimo. Vabbè, e poi sua moglie, sua figlia, tutto bene? Sì, tutto a posto, signora Rosa. Ci sono novità che... No, novità nessuna. Ora abbiamo festeggiato. Che cosa? Abbiamo commemorato il nostro matrimonio. Come? No. Si commemorano i morti, no? Si festeggia il matrimonio, si festeggia, Che si festeggia? Io mi sono sposato il 2 di novembre, scusi. Io apposta non mi ritaglio il 2 di novembre. sì? E vai al cimitero e faccio un viaggio di servizio. Ho capito. Quindi lei va al cimitero per ricordare quanto è successo. Va bene, comunque insomma questa televisione la vuole fare oppure no? È pronta. C'ho la valletta, c'ho i cavalletti, c'ho i telecamere, tutto cose c'ho. Ora abbiamo anche il palcoscenico. Ma lei la vuole fare proprio qui? Certo, E io quando c'è lei dove me ne vado? Ma lei sta con me, c'è sì? bisogno. Lei stava prendendo troppo alta la cosa, troppo difficile. Vabbè, la ringrazio. Stiamo insieme, tutti e due. Vabbè, vedremo quello che farà la prossima volta. Intanto lo riaccogliamo in famiglia. Il signor Enrico Corneli Litterio, grazie. Allora, microfono di nuovo al centro del palco. Lo so, perché torna e tornerà ancora a chiusura, perché poi dopo avrà il piacere anche di incontrare chi è venuto qui a trovarla. L'applauso partirà spontaneo, basta dire soltanto Loredana Errore, eccola qui che arriva. Vieni Loredana. E ancora grazie Loredana, qui c'è un microfono per te, perché hai accettato il nostro invito, ne abbiamo parlato quest'estate durante una serata che abbiamo fatto in giro per la Sicilia e abbiamo detto se ci riusciamo, cioè se riusciamo a trovare le date libere, Loredana Errore avrà l'onore e l'impegno di aprire questa nostra trasmissione e devo dire che lei è stata di parola perché siamo riusciti a portarla qui oggi. C'è un pianista, c'è un tastierista, tu hai una voce straordinaria, facciamo qualcosa... Sì, facciamo una cosa in acustico. Una cosa in acustico? Sì. Hai cantato live anche prima, però che cosa vogliamo fare? Facciamo Oggi sono io, versione di Mina. Bene. Facciamo un accenno di questo Va pezzo. bene. Sì, Loredana Errore, Oggi sono io, vai, col maestro Lucio Nicolosi. Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra inutile occasione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ora ancora ed ore e dirti tutto di me.
Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi, già sentiti mille volte ancora, e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è sbagliato provarci solo per portarti a letto. Non me ne frega niente se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola, dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta mi presento, preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia, e vedrò domani dal volo, aspetterò l'amore, amore sia, e so davvero c'è davvero, o forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta mi presento, perché oggi sono io. Oh, no, no, no. Oggi sono io, oggi sono io, oggi sono io, oggi sono io. Oggi sono io. Completamente dal vivo, in acustico. Complimenti al maestro Nicolosi, ma un grande applauso, complimenti a Loredana Errore, grazie. Grazie Loredana, e anche perché poi l'artista che ha l'arte dentro la si vede anche in queste cose. Lo abbiamo improvvisato questo pezzo, Loredana, lo hai appena provato qualche istante col maestro Lucio Nicolosi e credo che sia venuto veramente bene fuori. Abbiamo visto sempre questa grinta che quando sali sul palco arriva subito, puntuale, no? Grazie davvero, viva la musica allora, se assolutamente porta sì. Grazie Loredana. Grazie a voi, davvero. Allora, ti chiedo di restare ancora con noi fino alla fine, perché chiuderemo in maniera un po' particolare, c'è una sigla speciale della quale non vi anticipo nulla, però prima vorrei che tu ci cantassi, come abbiamo detto prima, questa canzone che almeno per il momento ti rappresenta, no? Questa canzone che parla anche di questi occhi bellissimi attraverso i quali tu riesci anche a comunicare le tue sensazioni e anche quelle che sono le tue emozioni musicali. Ne parliamo tra qualche istante. Signor Litterio, lei invece dopo la pubblicità di che ci parla? Sto lavorando, signor. Sì? Bene. E perché non è che posso campare comunque? Sto cercando di... E che lavoro farà, scusi? Ho rivelato un'agenzia... Ha rivelato o ha rilevato? Ho rilevato. Ecco, perché rivelare è un'altra cosa. Sì. Un'agenzia? E faccio Salvatore il chirurgo. Salvatore il chirurgo. Salvatore il chirurgo fa lei? Sto dicendo in italiano, signor Rosa. No, scusi, lo dica come lo sa dire. Chi è Salvatore il chirurgo? Turio Operator. Turio Operator? Che vuol dire? Fa l'operatore telefonico? Chi fa? Chi è Turio Operator? Ma io che mi ci metto? Queste agenzie che fanno fare i viaggi. Ah, Operator, quindi agenzie di viaggio. Ah, Tour Operator. Turi Operator. Salvatore il chirurgo. No.
Vabbè, un'agenzia di viaggio. Io parlo italiano, io parlo che parlo sì, spagnolo. certo. Lei parla italiano, io parlo spagnolo. È finita così al contrario, va bene, lo vedremo dopo la pubblicità. Già Natale, il tempo vola, l'incalzare di un treno in corsa, sui vetri e lampadari accesi, nelle stanze dei ricordi. Ho passato una faccia nuova su un vestito da cerimonia ed ho sepolto il desiderio intrepido di averti a fianco. Allo specchio c'è un'altra donna nel cui sguardo non v'è paura, com'è preziosa la tua assenza in questa beata ricorrenza. Ad Oriente il giorno scalpita, non tarderà. Guarda l'alba che ci insegna a sorridere, quasi sembra che ci inviti a rinascere. Tutto inizia, invecchia, cambia forma, l'amore tutto si trasforma, persino il dolore più atroce si addomestica. Tutto inizia, invecchia, cambia forma, l'amore tutto si trasforma nel chiudersi un fiore al tramonto, si rigenera. Grazie. Marilisa Pino e Lucio Nicolosi, grande omaggio a Carmen Consoli con questa canzone scritta insieme con Tiziano Ferro. Carmen Consoli con noi il 22 di dicembre, un'altra puntata speciale con Carmen Consoli. Grazie a Marilisa e grazie a Lucio. Io non ne voglio sapere nulla. Vuole fare il tour operator, Salvatore il chirurgo, ha aperto un'agenzia di viaggio. Guardate, io non già faccio più. Il signor Enrico Guarneri Litterio. Prego, vai, applauso per lui. Vediamo che succede. Ah, giornata del travaglio. Allora, c'è un sacco di carte, un sacco di cose. Oh, buonasera. 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 Piacere. Buonasera. È il signor- primo cliente lei? Signor Salvatore, Sì. è un piacere conoscerla. Bene, mi dica, signor Salvatore. No, lei è Salvatore. Io sono Salvatore? Lei è il signor Salvatore. Io non conosco questo Salvatore. Lei ha detto piacere, signor Scusi, Salvatore. lei non è Salvatore. Allora, facciamo tutto cosa da capo. Lei è entrato e ha detto piacere. Buonasera, signor Salvatore, piacere. Signor Salvatore è lei? No, è lei, signor Salvatore. Quale Salvatore? Io non sono Salvatore, come conosci questo Salvatore? Scusi, lei mi deve dire che è Salvatore allora. Io cerco Salvatore. Ma io manco conosco questo Salvatore, come faccio a dircelo a lei chi è Salvatore? Quando io sono entrato, Sì, lei fuori. ha detto buonasera, signor Salvatore. No, fuori prima, nell'insegna c'era scritto agenzia di viaggio da Salvatore il chirurgo. Lei è Salvatore, piacere, sono Piacere. Natale. Ma per forza di essere non so. Quella è la riduzione del siciliano che ho fatto io. Che cosa? Per le persone che non sono tanto ignoranti come è lei, che lei non è ignorante, no. che ci metto tu e operator, ci metto tu e Salvatore il chirurgo. Ah, ho capito, Salvatore il chirurgo. Comunque, piacere. Piacere. Io sono Natale Ah, e sì. sono nato a Pasqua. Che faccio? Chiudermi e non vai a ridere a casa? Scusi, questa battuta la prego, io so cominciare a ridere che questa battuta qui se ci vuole mezz'ora prima di sfogarmi. Che Lei- cosa desidera lei? Lei come si chiama?
Io mi chiamo Litterio. Lei si chiama Litterio? Sì, Litterio. Litterio? Sì, Litterio. Litterio. Lei è Litterio? Di Litterio ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Scusi, lei è Litterio quello della televisione? Della televisione. Ma che piacere, che piacere. Grazie. Signor Savolarosa, come sta? Ma io che sogno, mi era dato con Savolarosa, scusi. Non lo so, dico, come sta il signor La Rosa? Io ospedale. Ma che dice, all'ospedale? Sì, ospedale. Ma se io abito qua vicino, l'ho visto ieri con una biondina mozzafiato. A disgrazia che ho visto magari sua moglie con una biondina mozzafiato e tanto ce ne so come andavo all'ospedale. Mi dispiace. Sì, signore. Speriamo che si Stia riprenda. tranquillo, stia tranquillo. La malerba non muore mai. Allora, mi dica. Niente, io sono qua perché siccome lei è l'agenzia di viaggio. Sì, signore. Beh, siccome io festeggio il secondo anno di anniversario con la mia compagna, quindi volevamo festeggiare. Pensiero delicato, quindi lei volesse fare un viaggio con sua moglie. No, non è mia moglie, ma comunque. Che è una sua amica. No, vabbè. Che è la moglie di un suo amico. No, una compagna. È la moglie del suo migliore amico. No, quale moglie è il mio migliore lei amico? la faccia del porco ce l'ha, lei ce l'ha. Ma che sta dicendo? Ma come si permette? Me lo può dire? Ma che dice? Come si permette? No, è una mia... Stiamo assieme. State assieme, ma perché non sa marito? Perché tanto le donne si vogliono fare maritare, tutte si vogliono fare maritare. No, e non posso, non me la posso sposare. Perché non se la posso Non me la posso sposare, ancora non me la posso sposare. Ho capito. E separate in attesa del divorzio? No, il divorzio già c'è stato. Allora si maritasse, scusa. Allora, glielo spiego. Il mio matrimonio è vietato. Perché? Che vuoi? Ma caro mio, non era vietato, ma caro mio, non mi maritai. Il suo era vietato? Vietato, ma da Vaticano, dalla chiesa. Ma come mai? Ma un Dio voleva che mi maritava io. Ma e intanto io ci cascai. A sua moglie? A mia moglie, che mi volevo maritare. Io mi volevo solo divertire con lei. Ah sì? Che faccio? Sai, che non mi hai visto, qui sta mi diverto, ma la porta a mare, ci faccio fare un canotto, io mi ci metti di sopra. Ma che dice? Invece niente. Comunque io mi è scillicato i piedi, purtroppo. Non me la posso sposare, sì. Ci sono dei problemi, diciamo. E che tipo di problemi ci sono? Niente, non posso, è vietato, basta, non mi faccia dire altro. Ma comunque, parliamo di sua moglie, ma dov'è? Sta posteggiando. Perché vieni con la macchina di sua moglie? No, con la mia macchina. Con la sua macchina? Sì. E guida lei sua moglie? Sì. È un tipo mascolino, sa, noi siamo una coppia moderna, non c'è differenza. Non c'è differenza, c'è distinzione. Come mio, allora magari io sono una coppia moderna. Ah sì? Sì, perché con me e mia moglie non c'è distinzione, qui io mascolo non si capisce. Ah sì? Sì. No, noi siamo così. Guardi, io le faccio un esempio. Io, per esempio, a casa faccio i piatti. No. Sì. No, questo lei non lo deve No, fare. lo faccio io i piatti. Lei così rema contro la categoria degli uomini, scusi. No, faccio i piatti. Ma se si viene a sapere in giro, non li deve fare i piatti. Sì, ma lei mi aiuta a cucinare, a cucire i calzini. Perché cucina lei? Certo. E chi lo aiuta so? Certo. Ma lei sta buttando un mondo sotto e sopra, scusi. Lei è la vergogna della categoria. Ehi! Ma che? Crecche! Ma qua entra chiunque, il primo cretino che passa perché entra! Ma quale cretino? Ma scusi, lei qua in vunica, che lei ha sbagliato, forse vuol dire a porta presso che c'è un avere che è un poco... Ma che stai dicendo? Cercavo il mio uomo! Io lo cerco qua! Ma non chiamo appena va già lei! Ma è lui il mio uomo! Sono io! Questa è sua moglie? Sì. Non c'è distinzione perché... Non siamo sposati, perché non si può ancora. Mi scusi, sono arrivato in ritardo perché c'era un uomo che mi seguiva ma era lento. Non mi presenti? Ah sì, lei è la mia, cioè il mio... Basta, capiamo, siamo stati insieme. Pasqualina, ma sono nato a Natale? No, allora io giuro, veramente me ne vado a casa, perdonatemi, con queste battute io non resisto. Scusi, mi rido tutto. Allora, lei come si chiama? Litterio mi chiamo io. Litterio? Allora, sì. Litterio? Ma è quello della tele? Sì. Ma che bello! Ma lei lavora con quel signore piccolo, occhialuto, abbronzato? Me lo dica, è la sua fidanzata? Oh, quale fidanzata? No. Io sono sposato. Se l'è sposato, che fortuna! No, a lui, se mi maritavo con lui. Perché no? Mi ho maritato con un'altra donna, io non so ora se c'è fotografia, che se ve la posso far vedere. Non lo so. Ecco. Questa è mia moglie. Mamma mia! Chi è? Ha visto? Mamma! State vedendo una carta, sapete di presenza tutta un'altra cosa di presenza. Vabbè, ma diciamo dai, insomma non è male, non è...
Non è brutta. No, non è così male, su. No. È un tipo, è un tipo. È un tipo come la macchina, come la Fiat, è un tipo. Ma che c'è? No, che c'entra? È un tipo, come posso dire, un tipo di elettrodomestico. Elettrodomestico? Sì. A lavatrice. Perché? Precisa una lavatrice. Ma di sua moglie? Quando è accalata, che avete i pantaloncini che fanno sudare, ide come si accala una lavatrice precisa. Ma che dici? Io la prima notte di nozze, io ci ho fatto. Io con questa donna ci ho fatto l'amore. Non lascia perdere. Ah, buonanotte, mi pare che io scherzo. Ci ho fatto l'amore 2 volte. Due volte? Ah, non una volta, 2 volte in 29 anni di matrimonio. In 29 anni solamente 2 volte. Ah, c'è non mi dica, ce la faccio vedere. No. La prima volta è stata la prima notte di nozze. Sì. La prima notte di nozze la devo fare per forza. Che bello. C'era tutto il paese da porta che ascoltava. Sì? Certo, c'erano le scommesse, ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. C'erano i bagarini. Ah sì? Che io ce la facevo, lo davano 100 a 1. Ma no. Lei ci giocava 1000 lire, vinceva 100.000 lire. E ce l'ha fatta? Certo. Ah sì? No, io me lo immaginavo, ma ho cantato 5 litri di zubibo, mi portai in do bagno di zubibo. Ma se ci miso con occhio do gabinetto. Ma se sai che a me larghi quando ne abbatteva? 5 litri me ne vivevo. Ah sì? E dopo? Io come... Che è successo? Io come via la porta del gabinetto, ubriaco come era, magari un stipeto dalla porta. Mi passa Monica Bellucci, un stipeto dalla porta. Ah sì? Ah! Una cosa... E già dopo, il primo colpo allo stipite. Ha dato un colpo allo stipite? Un colpo che durava che 6 mezz'ora. Ah sì? Sì. Quindi si è concentrato? Ah, lo stipite era bello di chi tu non era chi tu che... Ah, poi mi sai l'occhio, c'era la porta della lavanderia aperta, piglia e vista Ida. Ah sì? A crocifisso. Racconti. Perché lei ascoltone? Che mi ci abbiai d'ingoggio carusi bianca, di carne come pollo, bella, Sua moglie? bella, di carne dura come ferro, come ferro. Dopo era la lavatrice, non me ne avevo accorgiuto. Ma come? La lavatrice? Mentre mi stavo sopra tutto. Carusi, che amplesso. Ah sì? Che amplesso, ci misi mano da re da mezzo tubo, ci misi mano di cose. Ma poi ci rapiù un cestello come rapiù un cestello. Ma no! Sta Maria, madonna! Ecco, sono una super donna, Ma era la lavatrice? Era la lavatrice, non me l'avevo accorgiuto. Mentre era ancora, no? Com'è finita? Che partiva la centrifuga. Dopo capì. Certo. E poi mi si chiamare da stanzelletto, era Ida, che mi chiamava Strunzo. A sua moglie? Sì, e poi io ci ho andato. Vabbè, ma vogliamo parlare del viaggio? Parliamo Su. di questo viaggio. Ah, su. volevo... Ma lei questa prima era un'agenzia di pompe funebri? Ah, no, guarda, ti visto papo funebri. No! No, me l'ha da dire, perché hai due carpette, o viaggio o pompe funebri. Ma noi non Ma perché vogliamo lei le fa tutte e due le cose? Certo, questa prima era un'agenzia di pompe funebri. E ancora lo è. L'agenzia di pompe Ne funebri? facciamo prezzi. Che facciamo? Lo volete? No, ma che No, vogliamo? no. Ogni 3 tabuti, un tabutetto in omaggio. Ma che me ne faccio? Ma che mi interessa? Noi viviamo magari a nicchia. Non mi Che non ne interessa! vogliamo? 2000 euro c'è da mettere sullo morto. Ma che Ma che quale morto? Ma non ce Ma l'abbiamo! il morto non ce Non ce l'abbiamo! l'avete morto? No. E allora ci metto io, Ma non ne 2500 euro. vogliamo! Che cosa? 2500 euro, ci metto morto io. Lei ci mette il morto? E 500 euro su pecchio, ce ne dare 500 a Ma Bicciotto. perché questi 500? Ce ne dare 500 euro a Bicciotto per ammazzare a uno, Ma scusi. per Ma favore! che c'è? Non lo vedo morto io. Ma guardi, noi siamo qua per il viaggio. Sicuro? Viaggio? Anche questo è un viaggio di sola andata. Ma che Oppa! c'entra? Che c'entra? Questo è più breve di sola andata. Voi volete questo? No, andate no, a Il viaggio, il viaggio, il Va bene, viaggio. va bene, quello che volete voi. Allora, questo lo metto da là? Sì, lo non ne metto volete di là. approfittare? Sì, lo metto di là. Gli avevamo prezzi. No, no, non ci interessa. Io preferisco che chiacchiere sono i soldi. Sì, Senta, ho non ci capito. interessa. Non ne parliamo più, basta. Basta. Agenzia di viaggio. Agenzia di viaggio. Agenzia di viaggio per questa coppia. Allora, vi vorrei dare la formula risparmio 50% partenza intelligente. Bella, bella, ci piace, ci piace. Perché mi avete fatto, scusi, Prego. perché mi avete fatto simpatia tutte e due. Grazie. Allora, questa, per esempio, vi faccio un viaggio, che saccio, dobbiamo andare, che saccio, in Svizzera, per esempio. Vi faccio pagare, quanto costa? 2000 euro Sì. una settimana? Io vi faccio pagare 1000 euro. Sono d'accordo, lo prendiamo. Partenza intelligente. Lo prendiamo. Prima parte uno, quando chiedo donna parte l'altro. Ma che è? In che senso, In che scusi? senso? È 2000 euro viaggio, non ve lo faccio a 2000 euro. E quanto ce lo fa? 1000 euro.
Un euro lei come parte, come torna lei, tocca io, mi fa e parte io. Altri 1.000 euro. E sono 2.000 euro, 1.000 e 1.000 fanno 2.000. Ma lei la somma la lasciare perdere, lei che ne canesce. Ma che c'entra? Ma poi vedo tutta una vita per stare Ma insieme. infatti io non parto con lui. Con chi parto con te, amore? Levi di mano. Levi di mano. No, non ci Dovete interessa. partire per forza insieme. Non ci Va interessa. bene. Allora facciamo un bello viaggio nella giungla No, amazzonica. le vibra il telefono. Ah, le il vibra. telefono, il telefono. Le vibra. A me? Sì. Fallo anche a me. Ma scusate. Oh. Pronto? Sì? Ah, Croci. Ma che mia moglie. Ce la saluti? A che salutare, stiamo a vedere. No, ce la saluti? Vabbè, per saluto un Dolce Gabbana, ce l'hai qua. Ce l'ho qua davanti a me. Ma che fai, non ci credi? Ti faccio salutare, a salutarsi. Ciao pazza. Questo era Dolce. Questo era Dolce. Cabana c'è Cabana. E Cabana. Sì. Che cosa vuoi? Dimmi una cosa, aspetta, prima che parli. Con la patente, com'è finita con la patente? Ah, la Si sta pigliando la patente? Sì. Come? L'ingegnere che ti ha detto? È ancora svenuto? Come svenuto? L'ultima cosa che ci sentiste dire fu: signora, la prego, non metta la terza. E tu ci facesti notare che era cama c'è indietro? Ah, io volevo dire, signora, la prego, non metta la terza persona da sotto? Che sgraziata, ma quando l'ha ammazzato? Oh santo Dio, ritirati a casa, non fare danno. Ritirati a casa. Mettiti a letto, che solo quando sei a letto non fai danno. Ti tagli la televisione, non mi disturbare questo... Ciao. Nati, facci guarda, il nostro amico legge, è acculturato che è uomo. Di mano, ti taglio sta mano. Questo non è mio. Ah. L'ho trovato per strada e più tardi ce lo restituisco al proprietario. Perché sa chi è il proprietario? C'è scritto qua in alto: Alessandro Manzoni. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Questo è il proprietario. Ma quale proprietario? Ma lei che ne sa? Questo è Manzoni, Guanuscio, questo è il fratello maggiore del famoso Mazzini. Per favore, Sì, vabbè, vogliamo parlare del viaggio? Parliamo per del favore. viaggio. Perché che lo fai? Allora, giungla amazzonica? No, ci sono troppe zanze. No, Zazza non ce n'è, lei che paga prima, Zazza non se ne lascia. Zanzare! Che fa, Dio. Va bene, un viaggio nel deserto del Sahara lo volete fare? Deserto? Deserto del Sahara, dall'Africa, Che dove Sahara? ci sono le tombe, i piramidi. Che ci sono? Pirami? Ci sono i piramidi dei faraglioni d'Egitto. Che Faraglioni. cosa? Ma quale faraglione? Il famoso faraglione Tutankhamon. Ma che? Tutankhamon. Tutankhamon. No, Tutankhamon. 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 Va bene, va. Tutankhamon. Ma è bellissimo. È un deserto, c'è la sabbia, ma una cosa infinita che vai a dire almeno 2 volte alla playa. 2 volte alla playa. Il deserto? Io ci sono stato in Africa. Sì? Ah sì, lei c'è stato? Sì, io vinci un viaggio in Africa gratis. E bazzicavo una ragazza, sapete queste qua indiane, queste che fanno le coffe. Che fanno le coffe delle famiglie. Le coffe? Sì, queste indiane, che hanno il bullo rosso qua. Sì. Mi piaceva questa ragazza, una sera me la portai a pizza. Ci fece vivere 2 bucali di birra, come chiamavano da macchina, si addormisce io camminavo, con la macchina, si deve una scotolata, io fece così, non si era svegliato, si sta dormendo, mi mise in da piazzola di sosta. Non mi dica! Io con 2 bollo qua, piglio 10 centesimi, ci grattai, non mi in viaggio in Africa. Ma veramente? Allora, finito così il viaggio. Ci fece la fotografia, fotografato al mattino, partenza. E quindi? Quello che non ho passato. Quindi lei è stato in Africa? In Africa, e allora ci racconti? Purtroppo mi portai mia moglie perché era per 2 persone. Chi deve moglie appena arrivavo in Africa non fu morsa. Mozzicavo uno scorpione e un serpente a sonaglio. È morta! Mo su serpente a sonaglio e scorpione. Ma io ci chiamava a freve. Ci chiamava a freve alta, perciò era a chiamare il medico dell'albergo, albergo 5 stelle, vino un medico, mi fece la ricetta, l'indomani c'avevo la battuta di caccia grossa. Questo dei leoni. Safari! Safari, questo safari perché c'è scritto da bravo. No, che safari? È obbligatorio, safari. Perciò mi desse la ricetta il medico, io scendo là sotto col biglietto per pigliare un giubbotto di proiettile, i scarpe per quelli alti per fare la caccia, un fucile, la cartucciera, i proiettili, passo da farmacia, piglio su posta, lascio cosa. Una serata di traffico, mi corcai alle 2 di notte. Ma c'è arrivato al safari? Sai tutte cose, ce la sai a mia moglie, su posto sopra il comodino, io da caffè a 40, 41, 42, poveretta.
E io mi caricai tutte le cose, l'indomani mattina partenza alle 3:30. Oh, manco partiamo che eravamo nel centro della foresta, non misti il leone. Un leone! Spavento! Spavento, Maria Santi, ma beauty da macchina, io. Lei? Ma cosa sta facendo lei? È un pazzo, lasciatemi! Piglio il fucile, carico, pa, 7 corpi a cavolo, leone. È morto? No, ci passava a freve. Come ci... A leone? Ci sparai che i supposti. Come con le supposte? Come con le supposte? Ma ho portato i supposti. Le supposte di sua moglie? Nel caricatore ci misi i supposti per sbaglio. E i proiettili? I proiettili non do comodino, su proletto. Di sua moglie? Di mia moglie. E com'è stato sua moglie? Che è successo? Stendiamo un pelo veloce su questa cosa. Scusi, sua moglie aveva i proiettili. E che fine ha fatto? Quando tornai all'albergo, a trovare polizia, carabinieri, pomperi e croce rossa. Ma perché? Che è successo? 2 morti e un ferito grave. Ma perché? Stava messi i proiettili. Sua moglie! Che freva a 42, già a prule, coriavo. Ida forse questa freve ci fece smottamento di stomaco. E che ha fatto? Ci fece aria. Per cui? È un grande perito, mia moglie. Sua moglie? Ha studiato! No, estendiva, perito estendiva. Ida. Ah sì? E quindi? Quando creature do cameriere, per atto di gentilezza, ci stava portando un tè, ci puliamo, ci si posso, rapiu. E che è successo? Mia moglie, pa! E ci scoppiamo la tazza con te, pa! Un secondo colpo fu a mitraglia, pa 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 pam! 2 colpi a cacchio. Un colpo spaccava un stipite dalla porta e trasivo addirittura, che sta succedendo? Pa! Un colpo in cuore. Ma ammazzate tutti! 2 morti e un ferito. Una cosa che io ho voluto scancellare dalla mia mente. Niente, comunque noi in Africa già ci siamo stati. l'Africa non No, vogliamo no. andarci. Allora, Anche perché abbiamo avuto una brutta esperienza in Africa, Sì, guardi. sì. Ascolta mia, vogliamo fare una cosa? Volete andare in Islanda? No, troppo freddo. Volete andare a New York? No, troppa gente a New York. Volete andare a Milano? No, troppa nebbia. Volete andare a Roma? Non mi dicete troppi papi, uno solo ce n'è. No, a Roma già ci sono stato, quando il Catania ha perso 7-0. Meglio non tornare nel luogo del dolore, No, allora non no. ci torniamo più. E allora che facciamo? Vogliamo andare a Venezia? No, c'è troppa umidità, mi rende la pelle squamosa, amore. Usulla per gioia, Sì. Allora che facciamo? Volete andare a Parigi? Parigi, bello, Parigi. stupendo. Ma con te andrei ovunque. Ah, comincia a passare, già poi ti raggiungo. Scusi, il telefono. Il telefono? Sono il telefono. Scusate. Pronto? Mia moglie. Ce la saluti. Ma che saluto? Ce la saluti. Vabbè, ti saluta l'Elemore e Fabrizio Corona, qua sono con me. Faccialo davanti, ma perché non mi credi? Ti faccio salutare. Oh, a salutare. Ciao bella. Un sentistiere Fabrizio. Fabrizio, no, lei non si sente, è indisposto. È cabana. Va bene. Cosa è successo? Ha restato oscuro? Come oscuro? Ti stavi guardando la televisione, si è spenta la televisione, ti è mancata tutta la luce? Ah! Senti che cosa fai, amore? Scendi là sotto. Sì, scendi. Mentre ti parlo, c'hai il telefonino, scendi. Sta scendendo? Ecco. Ora invicchi dentro su sta scala. Come non ci entri? Ma cosa fa? Come non ci entri? Non ci entri perché hai i mini rossi? Che significa? Girati al contrario, che c'hai il culo scidegato, così ci passi. Sei entrata? Benissimo. Ora vai nel contatore. Dirigo io. Dove c'è scritto Scalisi? Noi siamo la famiglia Scalisi, esatto. Oh, benissimo. Vedi che ci sono 2 fili che entrano di sopra e 2 fili che ne escono di sotto? Quelli che entrano di sopra, chi sono quelli che vengono dalla strada? Ma come dalla strada? Sono attaccato dalla luce dalla strada. Ma non si fa! Se sto nonnaio, come la fa la bolletta? Ma scusi, lei è attaccato, lei gli ruba la luce al comune. È un comune, non è la casa del popolo. Guarda che non faccio parte del popolo. Sì, Ma che non c'entra? Mi faccio aiutare una cosa. Io mi arricchio. La stufa è sempre domata, chi di elettrica. Ah sì? Tu gas mi ufficio tagliare, c'hai i fornelli elettrici. Certo, paga il comune. Un riscaldamento mi faccio con il forno, io hai 5 forni sempre domati, come un'aria calda. A quel prezzo. Oh, amore, allora, pigli i fili di sopra, vedi che sono lente i viti, l'ho allentato io perché mi parlavo a cuore. Amore, tilli i trasti, vedi che c'è il rame di fuori, e uno giallo, brava, e uno blu, brava. Amore, toccine uno. No! Non si fa! Con quello che hai, tocca che tu giusto. Toccane uno a caso, scegli il colore che vuoi tu. Quello blu ti piace, toccalo. Lo toccaste? Non è successo niente, tutto a posto? Non può essere. Amore, questo è il neutro.
L'altro è la fase. Non toccare quello, senti? Bravo. No, ci dico apposta perché i film ne fanno sempre il contrario di chi tu ci dice. Non lo toccare perché se lo tocchi ti rimprovero. Fai quello che ti dico io, ho capito. Non sta toccando. Benissimo. Rimettili dentro, i viti stringili. Come non hai un cacciavite? Fallo con l'ugna. Chi da chiassa stamattina? Con l'ugna dei piedi. Ti metti in terra i piedi zizi. Fatto? Benissimo. Torniamo a luce. Ecco, torna sopra, mettete a letto e a televisione che più tardi ci vediamo, scusate. Allora, facciamo Parigi! Sì, Parigi. No, ma tu a Parigi forse ci sei stato. No, ma io a Parigi già ci sono stato. C'è stato a Parigi? Sì, certo che ci sono stato. Anch'io ci sono stato. Lei c'è stato a Parigi? Sì, 2 volte. Una volta ci con mia suocera, c'è cosa gita chi da che organizzò Parrino. Sì, poi noi ci siamo fatti lasciare là, che bella. Ma parlano tutte francesi, non si capisce. Certo, in Francia. Mi pigliai scando. Io avevo tanta voglia di sentire parlare italiano che avevo visto un film italiano. Sì, con mia suocera e con mia moglie. Io masticavo, non meglio do film, cominciavo a ghittare luci, ferme! Allumate i luci, non si muove nessuno! Che è successo? C'aveva cascata la gomma da Ucca e la cercavo. Ma per questo? Per una gomma, tutto questo. No, ma quando la gomma c'era attaccata intera magari. Come? Perciò io ce la trovai, c'è la polizia, ci sputai un po' che ci tornai a mettere. Schifo! E poi ci sono stato un'altra volta. No, comunque è bella, Parigi, poi a me mi piace la baguette. Lei avevo voglia lungo la Senna, baguette, bagaglie, mignotte. No, la baguette. Transit ce n'è, Ma transit. che baguette? La baguette è il pane, il filoncino, il filone. Questo, ci sono andato con mio cugino Alfio. Io devo trasire una salvezza, mi dia un filone. Ma dai, hanno un filone tanti. Io su miso sotto la scida, un mese di luglio. Che ti metti sotto la scida? E che succede? Perché tu sudo come una fontanella. E due pane ci cominciava a rimudare perché sotto due filone ci cominciava davanti a calare così e di dietro a calare. Ecco poi? E poi ci cascava un dente, ci si affetta, cascava un pane intero. Dice, come può essere? Ci lei sotto la scida. Che è saurazzo, che è una pagnotta tanta, avevo Che sotto la scida schifo! così. Manco il tempo di farmelo vedere, arrivaro 50 palumi. Ma che schifo! C'ha depilazione totale. Comunque, Parigi no, perché lui c'è stato e ci sono... Ha qualche cos'altro da proporre? Scusate, Roma no, Milano no, New York no, l'Islanda no, Parigi no, ma perché non andate a fare... Perché non andate a farvi un bello giro in Spagna? Spagna! Madrid! I torelli, Non mi amore. toccare, Madrid! Sì, c'è la paella, c'è il Madrid. Allora, con questo calcio! allora facciamo a Spagna? Facciamo la Spagna. Amore, in Spagna ci possiamo sposare, perché in Spagna si può. Ah sì, però sai che prima della Spagna io mi devo fare l'operazione per sposarti, caro. Ah, con ragione, prima la salute, certo. Prima si mette a posto la salute e poi abbiamo arredato. No, quale salute? Si deve operare? Non è un problema di salute. Si deve operare di che? D'appendicite, no? No, di naso. Più giù. Naso? Più giù. Si va a caviglia? Più su. Che sa, c'è i ginocchi? Più su. Le anche, sa fare qualcosa? Di lato. L'ombilico? Più giù. Più giù dell'ombilico, più sopra della coscia? Basta, dammi centaglio, basta. Ecco, Bravo. Ha capito? Hai capito? No, in Spagna no, per queste cose, scusate. E dove? E ora ve lo dico subito. Pronto? Pronto, signora Rosa? Senta, lei l'anno scorso quando si è operato? Come? No, i donzelli, signora Rosa, non faccia... Signora Rosa, non faccia lo gnomo. A me mi può dire, quando sono avuto un pezzo di carne morta, che lei si ricorda? Si ricorda? Che lei mi disse che stava... Signora Rosa, siamo tra noi altri, a me mi può dire... Sì, dove si andò a operare lei? Lo so. Casablanca, Marocco. Grazie. Dovete andare in Marocco. Casablanca. Noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre. Lei è un disgraziato, alla fine se non ci mette in mezzo me non è contento. Il signor Enrico Guarneri Litterio con Cosimo Contraro e Vincenzo Dolo.
Con questo applauso ringraziamo e salutiamo per questo primo momento della nuova stagione dell'Angolo Musicale Lucio Nicolosi e Marilisa Pino. Ci vediamo domani ragazzi, grazie. Aspettando il nuovo CD del quale parleremo tra un istante, torniamo ancora con lei per salutarla e ringraziarla di questa partecipazione. Ragazza Occhi Cielo, ad insieme Loredana Errore, vai! Per questa manifestazione di affetto, grazie infinite e grazie anche a questa opportunità di essere qui stasera, di poter conoscere questa gente. Insomma. Grazie a te Loredana, questa ragazza Occhi Cielo ci ha conquistato subito e adesso aspettiamo il nuovo lavoro. Vogliamo dirlo in fase di chiusura? Sì. Manca poco, poche settimane. Sì, manca poco, sono molto contenta, molto entusiasta, ci sto credendo davvero in questo progetto, quindi io ci credo, io vi esorto a crederci anche voi. Grazie. Loredana Errore, grazie. Grazie. Loredana Errore, evviva insieme, evviva Loredana Errore! È bello conoscere giovani talenti che poi arrivano anche dalla nostra terra. Ringrazio e saluto anche i genitori di Loredana, ma soprattutto ringrazio Loredana, grandissimo talento alla quale auguriamo le migliori fortune. Da insieme, prima puntata, grazie. Chiudiamo con un brindisi, chiudiamo con un bel brindisi. Perché c'è una canzone straordinaria, fatta da un artista che io amo molto, che è Renato Zero, si intitola Gli Unici. È una canzone dalle parole bellissime, come sempre accade per le canzoni di Renato Zero. Ovviamente l'unico che potesse riproporre qui dal vivo la voce di Renato era proprio Andrea Barone, accompagnato dai ballerini Tiziana Salpietro e Rocky Fratulli della compagnia di danza di Giusy Vittorino. Noi vi salutiamo così, facendo fra qualche minuto tutti insieme un grande brindisi alla nostra straordinaria terra di Sicilia. Andrea Barone, prego! È il momento dei saluti, niente lacrime ora no, siamo stati fortunati, un gran bel viaggio ti dirò, vita spesa fino in fondo, senza risparmiarci mai, non sempre onesto questo mondo, non sempre condivisi noi, un brindisi agli unici, solleviamo questi calici, premiamoci. Quella grinta c'è rimasta, miglioriamo sempre più, purché in fondo alla giornata dietro un sorriso ci sia tu, ancora spazio a quei pensieri, per quell'amore, dignità, che questi giorni abbiano un senso, e viva la maturità, un brindisi agli unici, ci meritiamo un altro
romantici, così ostinati non ne trovi più. Ci aspettiamo novità, fuochi da accendere. Grazie notte che per noi rifugio sei. Noi che conosciamo ormai l'arte di crescere, che nessun dolore ormai ci fermerà. Siamo ancora qua. Noi siamo ancora qua. Un brindisi agli unici. Ci meritiamo un altro brindisi. Romantici. Solleviamo questi calici. Grazie. Grazie. Tutti insieme, Andrea Barone, bravissimo, Grazie. Tiziana Salpietro e Rocchi Straordinario. Fratulli, ringraziando Giusy Vittorino, ma anche Lucio Nicolosi, Marilisa Pino, Diletta Leotta, Grazie, buonanotte. e lo posso dire, e mio fratello Enrico Corneli Litterio. Grazie, buonanotte, grazie a tutta la nostra grande famiglia. La prima puntata è andata, se c'è stato qualche piccolo problema lo recupereremo domani. Grazie di cuore anche alla nostra Loredana Errore. Buonanotte, ciao! Buonanotte. A domani!